Buongiorno, buon giovedì 8 maggio, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio Claudio Giacomelli di Fratelli d'Italia e Carlo De Donato del Partito Democratico, quindi se vorrete parlare con loro o fare le vostre segnalazioni potrete farlo come sempre chiamandoci qui in diretta al telefono oppure scrivendoci una mail. Avremo naturalmente anche la nostra rassegna stampa molto dedicata naturalmente all'attesa per l'elezione del nuovo Papa, ma cominciamo subito dalle previsioni del tempo, come facciamo tutte le mattine. Andiamo a vedere il sito dell'Osber ARPA regionale con la situazione generale. Una depressione con aria fredda e umida in quota interesserà la regione tra mercoledì e giovedì, in particolare durante la notte, quindi ha già interessato la nostra regione. In seguito il tempo andrà stabilizzandosi col progressivo riaffermarsi dell'alta pressione nel fine settimana. Quindi per oggi, giovedì 8 maggio, sui monti cielo coperto con precipitazioni in genere moderate, quote neve sui 1500 metri circa. Su pianura e costa cielo coperto al mattino con piogge, mentre in giornata il tempo sarà variabile con qualche possibile rovescio temporale dal pomeriggio. Giornata relativamente fredda per il periodo. Vediamo venerdì 9 maggio, domani, sui monti cielo variabile e nuvoloso con rovesci dal pomeriggio, sempre dal pomeriggio possibile qualche rovescio temporalesco anche su pianura e costa, dove il cielo nel complesso della giornata sarà variabile. Ancora sabato 10 maggio, sui monti cielo variabile, in pianura e sulla costa poco nuvoloso, venti di brezza. Dal pomeriggio rovesci e temporali locali sui monti. Questo è il quadro meteo per quanto riguarda l'ARPA della nostra regione. Andiamo a vedere i giornali che sono in edicola oggi. Allora vediamo subito il piccolo di Trieste. Vediamo che anche qui come in tutte le altre prime pagine dei quotidiani c'è la fumata nera, la prima fumata nera, l'elezione del Papa a vuoto, lo scrutinio d'esordio, i 133 cardinali isolati nella Sistina. Vediamo la fumata nera nella prima votazione ieri sera mentre esce dal comignolo della Cappella Sistina. Allora poi il retroscena tra i favoriti e outsider, il peso del voto degli indecisi, fase decisiva per i 133 cardinali elettori entrati ieri nella Sistina in assoluto isolamento, i maxischermi a casa di Parolin, qui tutti tifiamo per lui a Schiavon nel Veneto. Vediamo l'India attacca il Pakistan, si rischia la guerra totale, il mondo in allarme, le crisi internazionali. Vediamo se ritorna l'incubo nucleare, il commento e poi Meloni leader anche senza il premierato. Si torna sul caso Resinovic, l'approfondimento, la vertebra l'ho rotta io, dice il tecnico dell'autopsia Giacomo Molinari che invia una memoria alla procura. Ricordo bene il rumore. Caso Resinovic, un fatto connesso alla preparazione del corpo, non ci fu errore. Non serve usare il condizionale, sono certo di aver procurato io quella frattura alla vertebra di Liliana Resinovic, preparatore anatomico nella struttura di anatomia e istologia patologica dell'ospedale di Cattinara. Giacomo Molinari ha inviato quindi ieri alla procura una memoria dettagliata in cui racconta ciò che è successo l'11 gennaio 22 nella sala anatomica di via Costalunga, quando assistette il medico legale Fulvio Costantinides durante l'autopsia sul cadavere del 63enne. Colfe badanti per le famiglie, una spesa annua da 198 milioni, questo è il report. Poi ancora la Spring Run e poi i tuffi, il figlio di Madonna in vacanza a Trieste. Dal dopo PNRR alla ricerca, tutte le sfide della rettrice, nuova rettrice dell'università, parla Vianelli. Ancora uno spettacolo chiamato Roseto, sempre per le pagine del weekend, e ancora basket Serie A, dall'NBA a Trieste arriva un gigante. Vediamo il piccolo di Gorizia Monfalcone, anche qui tutta la prima pagina praticamente mutata. Si parla di abusi edilizia a Monfalcone, il comune vuole una
parte del centro Darus Salam. Il comune avvia l'iter per l'acquisizione di una parte dell'immobile, quella direzionale del Darus Salam. Poi ancora dal dopo PNRR alla ricerca tutte le sfide della rettrice. Anche qui viene raccontato insomma quello che è il programma strategico per la nuova rettrice dell'Università di Trieste. Link, un faro sul mondo che cambia, le firme, i volti noti, 3 giornate per capire. Andiamo ora a vedere altri giornali, vediamo il Corriere della Sera, eccolo qui, il Papa, l'attesa fumata nera, è il titolo che insomma troviamo un po' dappertutto, i 133 cardinali isolati nella Sistina, l'abbraccio del decano re a Parolin, auguri doppi. Cominciato il conclave, l'esito del primo scrutinio 4 ore e mezza dopo, l'extra omnes, oggi nuove votazioni, gli occhi di migliaia di fedeli accorsi nel tardo pomeriggio in piazza San Pietro, fissi per 3 ore sul Comignolo ad attendere la prima fumata che arriva nera poco dopo le 21. I 133 cardinali elettori si vedranno di nuovo nella Cappella Sistina domani mattina, e qui vediamo appunto anche qui la foto della fumata nera. Meloni sulla difesa, spesa al 2% del PIL, scontro con Renzi. Vediamo ancora il terzo focolaio, la posta in gioco, il conflitto India-Pakistan, e qui vediamo appunto raid aereo di Delhi, tensione alle stelle tra India e Pakistan, Islamabad, atto di guerra, questa è la crisi, sale la tensione tra India e Pakistan dopo gli scontri dei giorni scorsi in seguito all'attentato nella regione contesa del Kashmir. La Repubblica, cardinali divisi al primo voto e fumata nera, gli auguri doppi di re a Parolin nell'ultima messa, poi l'inizio del conclave, una imprevista lunga attesa, il confronto della Sistina tra italiani e bergogliani, da stamattina si ricomincia, previsti 4 scrutini. La folla San Pietro, la speranza delusa, Calcagno, cosa c'è dietro quella porta, lungo i 100 passi per diventare Papa, tutti gli approfondimenti su tutti i quotidiani oggi. Parla di intrighi cardinali, la Stampa, è iniziato il conclave, fumata nera dopo una lunga attesa, a vuoto il primo referendum su Parolin. Francesco doveva salvare la Chiesa, il suo successore deve salvare il mondo, il commento. E poi anche la geopolitica, anche qui il Pakistan all'India, rischio nucleare perché ora la guerra può diventare totale. Meloni, la difesa a un prezzo, legge elettorale, 90 minuti senza recupero e con poche emozioni, tutte concentrate nel duello con Renzi, il quarto premier time di Giorgia Meloni, fila via così, con la Presidente del Consiglio che rilancia su premierato, giustizia e legge elettorale, ribadendo la volontà di andare avanti su tutti i fronti, referendum costituzionale incluso. Vediamo ancora il Fatto Quotidiano, conclave, la prima fumata nera, un Papa che scuota le coscienze, i 133 cardinali nella Sistina e il voto in ritardo, una lunga attesa dopo l'extra omnes della Cappella Vaticana, alle 21 il segnale che rimanda a oggi, che prevede 4 scrutini, ieri le cerimonie prima dell'isolamento dei papabili, e poi ancora Meloni più 10 miliardi in armi, Ursula di nuovo bocciata, belliciste, una sposa il riarmo, l'altra è sconfessata in Europa, emendamento 5 Stelle contro il riarm senza passare per l'Aula, è votato a maggioranza, ora i ricorsi, intanto la Premier non dice dove prenderà i soldi. Il Giornale, fumata nera con giallo, primo giorno di conclave, quasi 50.000 fedeli in piazza San Pietro, il voto arriva in ritardo, ecco le ipotesi. Un ritardo interminabile alimenta un turbinio di voci, ma alla fine la prima fumata è nera. In 45.000 romani e curiosi e tanti turisti hanno atteso in piazza San Pietro con il naso all'insù verso il fatidico Comignolo l'esito del primo voto in Cappella Sistina. L'attesa del candidato forte, Parolin, oggi il giorno decisivo, oppositori divisi, l'italiano spera. La Premier in Senato, Meloni, la nuova agenda, sia il 2% del PIL per la difesa, al piano per Gaza dei paesi arabi, apertura sul ritorno alle preferenze. Il
Il duello con Conte e Renzi via la partita elettorale. Vediamo ancora Macron-Merz, asse tra leader dimezzati, il vertice a Parigi. Vediamo Libero, gli ultimi veleni del conclave, prima fumata nera, i doppi auguri del cardinale Rea a microfono aperto e le proteste per la mancata citazione del nome di Bergoglio nell'omelia. Lo scrutinio in forte ritardo e le voci su un errore. E anche qui il documento, le due anatre zoppe si autoincoronano, Macron-Merz svelato il piano per spartirsi l'Unione Europea. Il Sole 24 Ore, ONU, il piano di Israele mette a rischio la sopravvivenza a Gaza. Raid indiani in Pakistan, venti di guerra tra due potenze nucleari, questa è la preoccupazione mondiale. Islamabad risponderemo, dice, e poi si riarma la Cina e punta su Taiwan. Il ritorno di Taiwan alla Cina è una tendenza storica inarrestabile, la Cina alla fine si riunificherà, lo ha scritto il presidente Xi Jinping in un articolo sui media russi in vista della sua visita a Mosca per le celebrazioni del 9 maggio della vittoria dell'URSS sul nazismo. La Fed resiste a Trump, tassi fermi, rischi alti ma economia solida. Ancora il domani, conclave ai giorni del giudizio, così le guerre pesano sulla scelta. Ieri prima fumata nera, nessun cardinale ha raggiunto gli 89 voti necessari. E poi India-Pakistan, escalation nucleare, Nuova Delhi bombarda presunti campi di terroristi, 38 morti, Islamabad reagisce. Questa è la situazione esplosiva. Allora andiamo a vedere nuovamente il piccolo di Trieste, c'è tutta la pagina del conclave, poi leggeremo anche questi approfondimenti, tutti i dettagli, ma andiamo in regione per vedere l'approfondimento invece del piccolo su colf e badanti che costano 198 milioni, è la spesa annuale per le famiglie della nostra regione, personale triplicato in 15 anni. Assistenza integrata e dati Agenas, superati gli obiettivi del PNRR. L'auspicio CGIL sulle case di riposo si cambi rotta. Sul nostro territorio 6 sportelli attivi per fare incontrare chi dà e chi cerca lavoro. L'operatività dei punti Sì con te. Primo esempio in Italia, tra le attività anche laboratori e corsi dedicati ai contratti. Qui vediamo ancora gli approfondimenti su Link Festival, ma andiamo alle pagine ecco qui sempre della regione, ma riguardante la nuova rettrice dell'Università di Trieste. Vianelli, rettore è meglio rettrice, ma c'è ancora troppa disparità. Oggi tra i docenti ordinari solo il 20% è donna. Le sfide del mandato, dal post PNRR all'impulso alla ricerca. Allora, noi abbiamo intervistato ieri nella prima conferenza stampa la nuova rettrice, così vuole essere chiamata appunto, Vianelli, nuova rettrice dell'Università di Trieste. Risentiamola insieme. Io nel programma ho sviluppato proprio un vero piano strategico che prenderà in considerazione tutti gli ambiti universitari e poi lavorerà molto sul miglioramento delle politiche per gli studenti, per il personale e soprattutto anche nei rapporti con il territorio. Ha già un piano strategico di crescita la nuova rettrice dell'Università di Trieste, Donata Vianelli, economista, nata a Vicenza, professoressa ordinaria di economia e gestione delle imprese, ha vinto al primo turno con 552 voti e si insedierà il prossimo 1 agosto. Diventando la prima donna a guidare l'Ateneo. In questo caso è stata una campagna molto alla pari perché eravamo 2 donne, quindi non c'era alcun vantaggio di essere di genere femminile e certamente forse essere donna dà un vantaggio nel guardare anche all'organizzazione molto l'aspetto proprio legato alla persona, al benessere lavorativo, al welfare. Vianelli è attualmente direttrice del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali, Matematiche e Statistiche ed è stata delegata dal Rettore per l'orientamento. Io sono ordinario di Economia e Gestione delle Imprese e quindi ovviamente mi occupo molto di strategia, di crescita e di rapporti col territorio e io penso l'Università di Trieste anche rispetto al nostro territorio rappresenta il 10% della popolazione triestina e penso che ci siano veramente tante eccellenze. Alla prima conferenza stampa
stampa era presente anche la seconda candidata, Ilaria Garofalo, che ha ottenuto 341 voti e che ha augurato subito buon lavoro alla nuova rettrice. Farò anche del tutto perché per il mio piccolo, col mio piccolo contributo, l'università possa continuare a crescere, laddove è necessario, certo ci sarò sempre. Infine Vianelli ha rivolto un appello agli studenti. Lavoriamo assieme per il prossimo sessennio perché loro hanno tante idee e io e la mia governance riusciremo a metterle in pratica. Allora, queste le parole della nuova rettrice. Torniamo al caso Resinovic, torniamo ancora una volta agli approfondimenti e ai nuovi sviluppi di questo caso che dura ormai da più di 3 anni. Mi ricordo bene quel rumore secco quando ho rotto la vertebra di Lilli. Queste le parole del tecnico dell'autopsia eseguita nel 2022. Giacomo Molinari ha depositato una memoria in procura. Ecco come andò, racconta proprio in prima persona in questa intervista di Laura Tonero. Ma è pensato che fosse un elemento importante, ma poi ho letto della nuova consulenza. A quel punto mi sono sentito in dovere di rivolgermi agli inquirenti in assoluta buona fede. Non serve usare il condizionale, non è che io potrei aver procurato quella frattura sulla vertebra di Liliana Resinovic, io sono certo di averla procurata, è sicuro, insomma, Molinari quindi ricorda bene, insomma, in quel momento. Poi andiamo ancora sempre alle pagine dell'attualità. Droga al volante, cambiano le regole, multe soltanto a chi l'ha appena assunta. Il Tribunale di Pordenone aveva sollevato dubbi di legittimità. La circolare inviata ieri chiarisce come applicare la norma. Per far scattare le sanzioni occorre che sia riscontrata l'alterazione, esclusi i farmaci prescritti da medici. La parte relativa alla punibilità dell'uso delle sostanze psicotrope è stata uno dei primi motivi di riflessione. Ci spostiamo a Grado bagnino obbligatorio e bandiere verdi in spiaggia, le regole per l'estate, lo prevede l'ordinanza di Circomare per la nuova stagione balneare. Andiamo a vedere ancora la pagina di Trieste, saltiamo per un attimo, ecco qui c'è tutto l'approfondimento appunto su Liliana Resinovic, ma si parla anche di Roiano, ne abbiamo parlato l'altro giorno noi, Expo Strada di Roiano, il 14 maggio la festa per la nuova piazza, mercoledì il taglio del nastro con i bambini delle scuole e i residenti, attesa per anni, ora che sia mantenuta bene. Finalmente un'area per far giocare i bimbi, speriamo che i vandali non la rovinino, si presti attenzione. L'asilo nido è pronto ma oggi resta chiuso, un vero peccato, la politica risolva questa impasse. E qui vengono intervistati alcuni abitanti del rione che attendono appunto da anni questa realizzazione che vediamo qui in questa foto e di cui abbiamo parlato anche proprio l'altro ieri con il sindaco di piazza in collegamento con noi qui a Sveglia Trieste. Avanza la nuova rete elettrica ultimata via delle Ginestre, l'intervento Smart Grid, sempre per quanto riguarda i lavori a Trieste. Si scaglia sull'auto e tenta di picchiare la donna alla guida, l'episodio martedì sera in via Carducci. Ancora si insedia a Trieste oggi la nuova procuratrice Patrizia Castaldini a Palazzo di Giustizia e poi furto al Borsa, vetrina sfondata in piena notte, il secondo colpo nel locale di via Cassa di Risparmio. Allora rivediamo insieme il nostro servizio in cui abbiamo intervistato anche il titolare del bar buffet di Borsa di via Cassa di Risparmio. Furto con spaccata la notte scorsa al bar buffet Borsa di via Cassa di Risparmio. Verso le 3:20 3 uomini incappucciati sono entrati nel locale spaccando la porta d'ingresso e hanno portato via contanti e sigarette, anche elettroniche. Il bottino ammonta circa 5.000 euro. Il proprietario Alberto Sinigaglia racconta l'accaduto sulla base delle immagini delle telecamere di sorveglianza già consegnate ai carabinieri per le indagini. Ecco, i ragazzi avevano chiuso all'1:10 il locale. E niente, questa è la seconda volta che ci capita quest'anno, 3 incappucciati con guanti, cappellini, cacciavite in mano, uno, l'altro aveva un piede di porco, su nero, ma non troppo grande. E hanno provato prima a scassinare la serratura, ma insomma è porta blindata, doppia mandata, non ce l'hanno fatta, poi ha cominciato a bastonare, in questo proprio vero senso della parola, il vetro.
che è antisfondamento. Dopo un po' sono riusciti, credo che abbiano aperto i stipiti interni del vetro, del legno, quindi da lì sono riusciti a spingere il vetro in dentro e sono entrati in due, uno ha fatto il palo e da lì hanno cominciato a toccare tutto. È il secondo episodio che colpisce il locale in poco tempo. Nel mese di marzo c'era stato un altro tentativo di effrazione andato però a vuoto. Il cassettino del bar non l'hanno nemmeno toccato, pur avendo anche le chiavi per aprirlo già inserite, mentre quello del tabacchi c'era un fondo cassa di 400-500 euro sicuramente, ecco, più dopo hanno preso sigarette elettroniche e sigarette. Oltre al denaro e al valore degli oggetti rubati c'è anche il danno ingente al vetro della porta, senza contare il clima di frustrazione, paura e rabbia che segue questi fatti criminosi. Il titolare non si capacita che episodi simili si verifichino in pieno centro e chiede più sicurezza. Speriamo che ci siano più controlli, più che altro. Noi personalmente chiediamo questo, che non può capitare in pieno centro una cosa del genere. Più controllo, più sicurezza. Allora andiamo ancora a vedere il giornale, andiamo ancora sul piccolo per parlare degli allagamenti al Teatro Romano. Contro questi allagamenti il sistema di drenaggio ormai da sostituire. A causa delle rotture delle pompe si formano dei ristagni, la soprintendenza prevede anche la pulizia del verde. Vediamo ancora altre notizie. Dunque i vertici Ateri incontrano i residenti di Via Boito, progetto partecipato Super Shine, dipendenti del comune, CISL Funzione Pubblica, Serve Welfare, l'appello del sindacato per un beneficio annuo di 700 euro a lavoratore. Giani si dedichino i risparmi di gestione per il benessere aziendale. La statua di Santin liberata dalle transenne in piazza Sant'Antonio, ancora sempre nella cronaca di Trieste, da Star Wars ai prototipi sarà una Maker Faire Pop. La 12ª edizione della fiera inizierà domani nel segno della scienza e delle spade laser. In Piazza Unità saranno quasi 300 gli espositori provenienti da tutta Italia e dall'estero. Quindi il clou sarà il fine settimana, quindi sabato e domenica, una fiera sempre più pop. Anche questo aspetto è stato colto sicuramente dal servizio del nostro Bernardo Gulotta, rivediamolo insieme. Se pensate che la tecnologia sia roba da scienziati pazzi o nerd incompresi, preparatevi a cambiare idea. Sabato 10 e domenica 11 maggio Piazza Unità d'Italia si trasforma in un coloratissimo laboratorio a cielo aperto con la 12ª edizione della Trieste Maker Faire. L'evento, gratuito e adatto a tutte le età, è un'esplosione di creatività dove scienza, invenzione e fantasia si incontrano e si mettono in mostra. Troveremo quasi 300 progetti di maker da tutta Italia, anche da paesi esteri, inventività, creatività, tecnologia, droni, scienza, divulgazione e quanto è possibile immaginare con la mente umana. Veramente non c'è limite alla creatività dei nostri maker. Quest'anno, più che una fiera, sembra un festival pop della mente umana. Accanto ai classici Fab Lab con i loro progetti bizzarri ma geniali, dal retro gaming ai telescopi fai da te, debuttano due novità. Il Science Picnic, fra provette e microscopi, ci ricorda che anche la biologia può far battere il cuore. E il Fantamaker, dove la fantascienza incontra l'artigianato pop, è il paradiso dei nostalgici degli anni '80 e dei fan di Star Wars. Avremo sicuramente un exploit di intelligenza artificiale, avremo anche due novità interessanti dal punto di vista degli eventi collaterali: Science Picnic, divulgazione scientifica, tecnologia che si unisce alla scienza, con degli eventi già il venerdì mattina al Teatro Miele, poi il venerdì sera, una bellissima conferenza, e poi abbiamo il Fantamaker, quindi la commistione di fantascienza e scienza con i maker che diventano appassionati di fantascienza e mostrano un po' di tutto quello che la loro fantasia gli permette di creare. Tra spade laser, ukulele, giardini psichedelici, Tesla, coil che suonano musica e laboratori di robotica per bambini, sarà difficile non incuriosirsi. Dietro le quinte un esercito di maker, più di 270, da Trieste alla Colombia, pronti a stupire con prototipi e invenzioni. E se tornerete a casa con qualche idea stravagante e la voglia di costruire un robot con ciò che trovate in cantina, la missione sarà compiuta. Come dice il claim dell'evento, "We are all makers", dopo tutto. Allora, ancora sul giornale, per vedere una curiosità, dalla Spring Run ai tuffi in golfo, il figlio di Madonna visita la città. Il secondogenito della regina del pop a sorpresa tra i partecipanti alla corsa. Il soggiorno a Trieste con gli amici, trasporto, tuffi e Rebecchina Barcola. Qui vediamo quindi che tra le migliaia di partecipanti alla Spring Run di domenica scorsa, con la maglia numero 1462, c'era quasi in
incognito in tenuta sportiva e taglio di capelli cortissimo biondo fluo anche Rocco Ricci, figlio del regista inglese Guy Ritchie e della mitica Veronica Louise Ciccone, per tutti Madonna. Il secondogenito della regina del pop ha raggiunto Trieste nel fine settimana accompagnato da una comitiva di amici per prendere parte alla Bavisè. L'artista poliedrico, pittore anche noto col nome d'arte Red, è appassionato di sport. Rocco ha raccontato il suo soggiorno triestino e 158.000 follower del suo profilo Instagram, e qui vediamo alcune foto appunto del suo soggiorno triestino. In locazione per 6 anni 2 chioschi della Pineta di Barcola. L'agenzia del Demanio ha pubblicato la procedura per l'affidamento in locazione per 6 anni appunto di 2 chioschi della Pineta di Barcola. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 31 luglio. Vediamo nella chiesa di San Luigi la mostra su Dino Tamburini, nel ventre dell'architetto. Domani la presentazione. Ci spostiamo per un po' in provincia, lungo l'ex strada provinciale 1, in arrivo 3 semafori a Santa Croce. La diramazione per Bristi è spesso teatro di incidenti, le amministrazioni coinvolte soluzione ideale, quindi si prepara l'installazione di 3 semafori a Santa Croce contro gli incidenti. A San Dorigo della Valle, i miei 7 padri ad Elmo Cervi si racconta in città. Ripercorrere le vicende che portarono all'uccisione dei 7 fratelli Cervi è l'occasione per tornare con la memoria a un periodo storico atroce, per riflettere sulla necessità di preservare ogni giorno quella libertà e quella democrazia che ci sono state restituite dalla lotta di liberazione. Il segretario della CGIL Massimo Marega e il presidente provinciale dell'ANPI Fabio Vallon spiegano così le ragioni della visita a Trieste di Adelmo Cervi, figlio di Aldo, il terzo dei 7 fratelli partigiani fucilati a Reggio Emilia dai repubblichini il 28 dicembre del 43. Dimenticata l'area di San Bartolomeo, fognatura di Muggia. La questione legata alla mancanza della fognatura lungo il tratto costiero che va da Porto San Rocco fino al confine di Lazzaretto con la Slovenia viene vista dai numerosi esercizi pubblici ricettivi presenti come una zavorra economica non indifferente, soprattutto per i costi da sostenere davvero importanti legati al trattamento delle acque reflue. Tra questi Fabio Vatore del campeggio San Bartolomeo ha inviato una lettera al sindaco di Muggia Paolo Polidori. Vediamo a Portopiccolo 2 giorni di prove in mare a Sistiana, ospita sabato e domenica dalle 10 alle 19 una VIP Experience pensata per offrire agli appassionati di nautica il sea trial di 2 modelli della gamma Lomac. Poi torna la marcia Cohisce, sarà attenta all'ambiente. L'iniziativa del 18 maggio punta a superare il record di 1300 presenze. Tutti i materiali della manifestazione saranno compostabili e riciclabili. Nuova diga del porto di Genova e della studentessa triestina Asia Isabel, il progetto migliore. Ancora andiamo a vedere sempre sul Piccolo le pagine sempre della cronaca. Investe un capriolo sanzionato dalla locale, l'automobilista non si era fermato per soccorrerlo. Arrestati dalla polizia, intercettati su un bus 2 latitanti rumeni. E poi ancora calci in ambulanza, denunciata 54enne, una donna ubriaca ha colpito un operatore sanitario. Anche noi abbiamo realizzato un servizio su questa nuova aggressione al personale sanitario, questa volta appunto sull'ambulanza che stava soccorrendo questa 54enne che era caduta. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Ancora un'aggressione al personale sanitario a Trieste. Una donna di 54 anni in evidente stato di ebbrezza alcolica è inciampata e caduta a terra procurandosi delle ferite. Per questo è stato richiesto l'intervento di un'ambulanza giunta sul posto poco dopo per le cure del caso, ma durante il trasporto all'ospedale di Cattinara la donna ha cominciato a dare escandescenze minacciando i sanitari e colpendone uno con calci, tanto da procurargli lesioni guaribili in 3 giorni salvo complicazioni. La situazione non si era serenata
fermata neanche dopo l'arrivo dell'ambulanza al pronto soccorso, dove la furia è stata placata solo quando la donna è stata bloccata e sedata. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di via Hermet, chiamati a intervenire, hanno arrestato la donna per lesioni al personale sanitario. Subito dopo la 54enne è stata rimessa in libertà in attesa del processo. Allora, ancora qualche istante per parlarvi all'interno dell'inserto del weekend di oggi sul Piccolo del Roseto di San Giovanni. Qui vediamo delle bellissime immagini, delle bellissime fotografie a corredare questo articolo di Margherita Reguitti. Maggio è il mese della rosa, regina dei fiori, compendio di bellezza, colori e profumi dai molti significati simbolici a volte contrapposti. Qui vediamo le regine di maggio, lo spettacolare roseto del parco di San Giovanni a Trieste, nato per la cura delle malattie mentali, è una vera attrazione, vale sicuramente una visita. Qui vediamo alcune delle rose presenti in questo bellissimo roseto. L'ora migliore per la visita è sicuramente al mattino, quando la rugiada imperla petali e foglie, nella speranza insomma che nel weekend il tempo sia un pochino migliore per poter visitare questa perla della nostra città. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo. Sette e 35 del mattino, rieccoci in diretta con la nostra rassegna stampa. Andiamo a vedere quello che è successo ieri per quanto riguarda il conclave, ricordando che ricomincia oggi. Conclave al via, tutto il mondo nella Sistina, la fumata è nera, i 133 cardinali elettori hanno votato per la prima volta, lunga attesa per il risultato del primo scrutinio negativo. Il mondo entra nella Cappella Sistina, il volto dei 133 cardinali che arrivano da 70 paesi diversi, ogni angolo è rappresentato nel conclave più globalizzato della storia, europei, asiatici, africani, americani e finanche arrivati dalla lontana Oceania. I porporati sfilano nella più solenne delle processioni portando le loro storie e anche il loro idioma, che traspare nell'accento col quale leggono la formula latina del giuramento. L'extra omnes è stato pronunciato alle 17:40 ieri, ma la fumata è arrivata solo alle 21 ed era una fumata nera. Qui vediamo tutta la storia dal 1903 a oggi, tutti i conclavi del Novecento si sono chiusi tra i 2 e i 5 giorni. Il nuovo Papa sia un pastore, unisca e risvegli le coscienze, l'omelia durante la messa, proeligendo Romano Pontifice, il decano dei porporati ha tracciato l'identikit del prossimo successore di Francesco. Primo voto per contarsi, italiani e bergogliani si presentano divisi e questo è il motivo insomma della prima fumata nera, arrivata con un certo ritardo sui tempi previsti. Messaggio social, ultimi post dei porporati fra il bucato e le preghiere, anche gli aspetti di colore, auguri e doppi, riabbraccia Parolin, la benedizione durante la messa. Vediamo ancora tra favoriti e outsider il peso del voto degli indecisi nella scelta del nuovo Papa. Ai nomi già noti entrati nella Cappella Sistina, già sotto i riflettori si affiancano figure emergenti, determinante l'affiatamento con chi sarà segretario di Stato. Vediamo i vari protagonisti, poi nella storia si va dal più lungo di 33 mesi a quello di 10 ore. Nei 10 conclavi da inizio Novecento, pontefice eletto fra 2 e 5 giorni. I maxi schermi a casa di Parolin, qui facciamo tutti il tifo per lui, la fumata nera vista a Schiavon tra il caffè centrale e le case delle persone che lo conoscono. Giovanni Bertinazzo, dovesse diventare Papa mi metterei a piangere come se fosse un figlio, e qui vediamo appunto le immagini delle persone che attendono di avere questo responso. C'è l'altra notizia invece molto preoccupante dell'escalation, l'India sferra l'attacco al Pakistan, Delhi colpiti siti terroristici, Islamabad risponderemo, ansia nel mondo, si rischia la guerra totale, Cina mediatrice.
Ancora sempre sul piccolo, Meloni, la difesa ha un prezzo, ha detto ieri al Senato il Premier Time, e ribadisce la soglia del 2% del PIL, tensione con Renzi che l'accusa di essere campionessa di incoerenza. Non farò mai come lei, dice Renzi. Vediamo ancora invece il porto di Trieste, porto crescita record per i container, più 34%, in calo il greggio, volumi complessivi ridotti del 4,5%, pesano le rinfuse liquide, in 3 mesi movimentate 13 bilioni e mezzo di tonnellate di merci. Anche noi abbiamo realizzato un servizio su questo report del porto di Trieste per quanto riguarda i traffici. Non so se è possibile rivederlo insieme, l'ho intervistato poco fa nel preview, eccolo qui. Allora vi facciamo rivedere con tutti i dati appunto resi noti ieri dall'autorità portuale. Nonostante il difficile contesto economico internazionale segnato da rallentamenti della domanda, incertezza e tensioni geopolitiche, i porti di Trieste e Monfalcone chiudono il primo trimestre 2025 con risultati in chiaroscuro, tra inevitabili flessioni e performance da record. Il porto di Trieste ha movimentato complessivamente 13,59 milioni di tonnellate di merce, in calo del 4,25% rispetto allo stesso periodo del 2024. A pesare sul bilancio e soprattutto la contrazione delle rinfuse liquide, meno 12,34%, legata a interventi di manutenzione su alcune raffinerie connesse alla rete TAL. Brillano però gli altri comparti strategici. Il traffico container tocca il miglior primo trimestre della sua storia, con 237.534 TEU, più 34,75%, trainato da un mese di marzo da record, più 39,34%. Crescono anche i container su navi Ro-Ro, 31.717 TEU, più 11,30%, le merci varie, 4,9 milioni di tonnellate, più 14,62%, e il traffico Ro-Ro, 77.618 unità, più 2,35%. In aumento anche le toccate dell'autostrada del mare da e verso la Turchia, più 8,61%. Male le rinfuse solide, meno 26,32%, seppur con segnali incoraggianti nel traffico cerealicolo, più 12,23%, e dei prodotti metallurgici che raddoppiano. Sul fronte passeggeri si registra un forte rallentamento delle crociere, con appena 2.370 croceristi, meno 37,73%. Tiene invece il traffico ferroviario con 2.084 treni movimentati, meno 0,38%, nonostante le criticità lungo i valichi alpini. Il porto di Monfalcone si distingue per una crescita decisa, 1,19 milioni di tonnellate, più 54,88% nel trimestre, grazie soprattutto alle rinfuse solide, più 63,23%, dominate dai prodotti metallurgici, più 54,44%. Positivi anche i dati su merci varie, più 26,76%, e veicoli commerciali, più 33,16%. In forte espansione anche il traffico ferroviario, con 537 treni, più 15,24%. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città, della circolazione in questa giornata un po' piovosa e uggiosa. Allora siamo in collegamento con l'agente scelto Fabrizio Morello, buongiorno. Buongiorno a voi studio e a tutti i telespettatori. Buongiorno. Per quanto riguarda la viabilità, da quello che possiamo vedere dalle telecamere cittadine, nonostante questo tempo ancora non ci sono problemi particolari e si scorre abbastanza facilmente. Per quanto riguarda la notte passata non ci sono stati interventi particolari o degni di cronaca, è solamente che abbiamo dato assistenza per la chiusura del ponte di via Carnaro e via dell'Ista per i lavori previsti, che sono stati tutti effettuati. Ricordo che strada di fiume 112 c'è uno scavo urgente CEGAS per la manutenzione della rete idrica e quindi è stato adottato un senso unico alternato. In via di Broletto, intersezione via dell'Industria, ci saranno lavori a CEGAS per la movimentazione di contenitori dei rifiuti che dureranno fino al giorno 15 maggio, quindi bisogna fare attenzione ai divieti. E per lo stesso motivo fare attenzione a Pendice Scoglietto Fronteventi, che in questi giorni, sempre probabilmente tempo permettendo, ci saranno delle potature in tutta la zona.
E infine volevo solamente ricordarvi che in questi giorni nel comprensorio scolastico Roiano Gretta sono programmati delle prove di evacuazione di tutti i plessi scolastici, quindi eventualmente i cittadini di non preoccuparsi se vedono o sentono l'allarme dei ragazzi scappare dalla scuola. Bene, quindi queste le principali segnalazioni di questa mattinata e questa giornata. Non ci sono altre segnalazioni, le chiedo, altrimenti riprendiamo la linea e auguriamo buon lavoro naturalmente sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie mille, buona giornata. Grazie, buona giornata. Allora torniamo ancora sul conclave, vediamo un po' sulle pagine del Corriere della Sera tutti gli equilibri tra i papabili. La prima votazione, appunto, abbiamo già visto, di consultazione tra gli elettori, le scelte degli asiatici per le aperture alla Cina. Qui vediamo Pietro Parolin, Pier Battista Pizzaballa, Peter Erdo, Matteo Maria Zuppi, Jean-Marc Avelin e Pablo Virgilio Sionco David. Ci sono vari gradi, diciamo, di papabilità, per così dire. Sul Corriere della Sera vengono sondaggi gli schieramenti. Tagle porta consensi a Parolin, le alleanze si creano, si mescolano e si disfano, le mosse di Pizzaballa, Zuppi e Avelin, i sigilli della Guardia di Finanza. La sfida per cambiare il governo della Chiesa è uno dei nodi che animano il conclave, il ruolo che potrebbe riassumere la segreteria di Stato che Bergoglio aveva depotenziato. Ancora sempre sul Corriere, sul conclave, migliaia di occhi sul Comignolo e balconi affittati a 500 euro. La lunga suspense tra i fedeli, preceduta da una narrazione mediatica pop e travolgente. Il brivido in San Pietro, un'ora dopo il tramonto, per un rito sempre arcano e solenne. Mai stata così commentata l'elezione di un pontefice. Qui vediamo appunto i tanti fedeli in attesa della fumata che è stata nera. Qui vediamo non è stata presa una decisione, questo è il significato, lo sappiamo. La fumata bianca invece, le campane, significano che il nuovo Papa è stato scelto e accettato l'incarico. La fumata gialla esisteva fino al 2005, indicava il corretto funzionamento del Comignolo. Si pesano i voti, ma soprattutto pesa l'unità della Chiesa. Questo è il commento per quanto riguarda la sede vacante. Le regole della clausura per i cardinali, sigilli alle finestre, connessioni interrotte. Chi viola il segreto incorre nella scomunica. Niente TV, giornali, cellulari, mail. I principi della Chiesa isolati da tutti, compresi amici e familiari, fino all'elezione del 267° Papa. Qui vediamo altre immagini appunto dell'attesa, unità importante per tutta la Chiesa e un conclave non Hollywood. O'Malley, l'affetto planetario per Francesco, una dimostrazione dell'importanza del papato. Oggi la corsa social dei porporati. Molti cardinali hanno intuito l'importanza strategica di crearsi un account. L'algoritmo che prova a indovinare il voto tra 3 cinquine di nomi, studio della Bocconi tra carriere e relazioni. C'è anche questo, insomma, nell'attesa per il nuovo Papa. Qui vediamo invece la nuova crisi, come abbiamo visto prima, pioggia di missili indiani in territorio pakistano, la replica atto di guerra, Nuova Delhi colpiti campi di terroristi, Islamabad risposta forte. Questa è la crisi con tensione alle stelle tra India e Pakistan, un duello lungo 80 anni, dal 47 il Kashmir e la linea di frizione tra i due paesi e la violenza continua nel segno della religione. La tensione conviene a entrambi. Lo scrittore indiano Mishra: non temo l'escalation, ma non ci sono mediatori. Il Pakistan ha un'economia soffocata dai militari, l'India è un paese molto ricco ma resta abitato da persone molto povere, dove meno del 10% è della classe media. Qui vediamo anche la relazione di Meloni, sia alle preferenze, il 2% per la difesa entro il 2025, in Senato spese che gli italiani
italiani già pagano liste d'attesa, tocca alle regioni. L'Albania funziona. Queste alcune delle risposte, naturalmente in estrema sintesi, da parte della Premier Giorgia Meloni. La russa, referendum, credo voterò, ma è un diritto non farlo. Il Presidente del Senato sui quesiti di giugno, ci rifletterò. Tajani di Forza Italia ribadisce astensionismo legittimo. C'erano state delle polemiche su questo tema. Il duello con Renzi, sempre della Premier, l'ho fatta innervosire, mentre Calenda apre soddisfatto in parte. Conte assiste in tribuna, lei parla di misure fantomatiche. Andiamo ancora avanti, Merz parte dall'asse con Macron e da una stretta sull'immigrazione, il cancelliere anche a Varsavia, la difesa è una priorità, il ministro dell'interno invia 3.000 agenti ai confini. Torniamo sul piccolo, andiamo a vedere ancora le notizie di Gorizia, siglata l'alleanza transfrontaliera contro l'inquinamento sul confine, l'attività congiunta dei gruppi ambientalisti italiani e sloveni, ricorsi al TAR e alla Corte europea sull'attività dell'Asfaltna Basa, preoccupazione per l'ex Salonit. Qui vediamo appunto queste preoccupazioni, due immagini del centro bitumi di Vertoiba, in basso a destra invece la presidente di Legambiente Anna Maria Tomasic. Ciarrocchi e Artico difendono la scelta del Cocina bis, Camera di Commercio Venezia Giulia e Comune intervengono sulla riconferma della direttrice del GECT Go. Giochi di quartiere senza confini, saranno 14 le squadre in lizza. Sabato 17, giornata di festa e di sfide tra le due Gorizia e Schempeter, coinvolti anche 100 bambini. Qui vediamo la presentazione anche con il sindaco Ziberna. Aperitivi personalizzati per Go 2025, le novità dell'Amerigo e del Goriziano. Andiamo a vedere Monfalcone, abusi edilizi, il Darus passa al comune, avviata l'acquisizione dell'immobile, l'associazione intanto impugna al TAR la delibera sul piano regolatore votata in aula a febbraio. L'ex sindaca, il comandante e il presidente appunto Conate del centro islamico, e Cisinte lancia la mail nazionale contro le moschee irregolari, chiesto pure un accesso agli atti ai comuni di Susegana e Padova. Volante nella morsa di Lega e Civica, Fratelli e Forza Italia ribatte costituendo un coordinamento. L'assessore Venni dice l'azzurro rinnega 10 anni nella maggioranza, la replica senza Forza Italia in Consiglio entrava pure Italia Plurale. MCS interroga subito Fasan sul nuovo sportello anti-estremismi, delega senza potere di firma né personale, come si potrà incidere sulle forze dell'ordine? Questa è l'interrogazione. Assistenza domiciliare, nel vivo la transizione al nuovo gestore, il maxi appalto da 6,5 milioni per 3 anni affidato al consorzio Blu di Faenza già dal 1° maggio. Vediamo ancora barriere spartitraffico a prova di salti sulla A4 tra Re di Puglia e l'Isert. Torniamo invece a Trieste, torniamo nelle pagine della cronaca, della cultura. Alessandro Aresu, l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla geopolitica, al Festival Vicino Lontano il 50% dei ricercatori nel campo dell'intelligenza artificiale lavora ormai in Cina. Se ne parlerà oggi a Udine all'incontro con Lucio Caracciolo e Guglielmo Cevoli. Questa è l'iniziativa culturale. Poi a Scienza e Virgola, l'attualità che irrompe nel quotidiano. Uno Scrooge elvetico cerca un amore perduto in Melody di Soter. Vediamo il libro. Noi ieri invece abbiamo realizzato un servizio sulla nuova stagione, la prossima stagione del Teatro Verdi, che è già stata presentata con larghissimo anticipo, perché inizierà in novembre, e tutte le novità sono state raccolte e illustrate nel suo servizio da Umberto Bosazzi. Vediamo. I 7 spettacoli, uno in più rispetto a quella ancora in corso, che compongono la stagione 2025-2026 del Teatro Verdi, presentata ieri con notevole anticipo, se messi in fila cronologicamente potrebbero raccontare come il teatro musicale classico, Il Barbiere di Siviglia, Le Nozze di Figaro, Il Trovatore, Romeo e Giulietta, Madama Butterfly,
abbia poi attraversato il territorio della ricerca fonica, Electra di Richard Strauss, ed abbia proposto momenti di riflessione e denuncia, ascesa e caduta della città di Mahogany. Si apre in realtà con Figaro. Gli spettacoli rossignano e mozartiano si alterneranno dal 28 novembre con la regia di Pierluigi Pizzi. Sono opere scritte sul medesimo testo di Beaumarchais e abbiamo affidato l'ideazione di entrambi i lavori a un grande maestro della regia e della scenografia, che è Pierluigi Pizzi, che per la prima volta fa un'opera originale per il nostro teatro. Sono nuove produzioni del Verdi, come il Gounod diretto da Paolo Valerio, coprodotto con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, e lo Strauss, che chiuderà la stagione alla fine del giugno prossimo. Che manca dal nostro cartellone dal 1978, che avrà in scena anche cantanti importanti già visti qui sul palcoscenico del Teatro Verdi, e che sarà rappresentata nell'edizione grande, quella con una grande orchestra, con una messa in scena anche in questo caso innovativa, perché avremo l'orchestra disposta sul palcoscenico con la scena che si svolge nell'avanscena, come dire nell'imitazione di una tragedia greca veramente. La collaborazione con Reggio Emilia per Weil riporta sul podio Beatrice Venezzi, laddove per Verdi, coproduzione francese e Puccini, si tratta di allestimenti di repertorio. Detto dello spettacolo di danza Petit, Weldon e Pastor, ci sarà Eleonora Abagnato, resta da sottolineare la presenza di artisti del calibro di Anna Pirozzi, Yusuf Eyazov e Chris Merritt, di Enrico Calesso, direttore stabile del Verdi, sul podio, e fra i registi di Henning Brockhaus. Allora, torniamo al il piccolo dell'Isontino. La comunità del Collio chiude il bilancio in attivo, l'avanzo supera gli 84.000 euro, tra le funzioni cedute dai comuni collinari. Il presidente Felcaro c'è pieno accordo, delibera approvata all'unanimità. I pericoli della velocità, i nodi ancora irrisolti di via Blanchis e strada regionale 56, si parla anche di questo nell'Isontino. E poi ancora il dibattito sul CPR di Gradisca di Isonzo, struttura che alimenta l'insicurezza, dicono alcuni esponenti politici e della società civile, tra cui anche Gianfranco Schiavone, Alessandro Pagotto e Don Paolo Iannacone a Gradisca di Isonzo. Incontri sui rapporti fra genitori e figli invece da oggi a Mossa, bagnino obbligatorio e bandiere verdi, le novità sulle spiagge di Grado in particolare. Ecco cosa prevede l'ordinanza per la stagione balneare a carico dei concessionari del comune di Grado. Vediamo ancora sempre il piccolo di Trieste. Abbiamo già visto l'articolo sull'ex Postrada di Roiano, le interviste alle persone. Ieri noi invece ci siamo occupati del giardino pubblico Leonor Fini e dell'iniziativa del comune di installare due nuove telecamere per aumentare la sicurezza in un luogo che era stato spesso segnalato come pericoloso dai residenti. Vediamo. Due nuove telecamere puntate giorno e notte sul giardino Leonor Fini di via Boccaccio, e questa è la risposta del comune di Trieste alle segnalazioni di degrado e disturbo che arrivano dai residenti. L'obiettivo è chiaro: proteggere uno spazio verde molto amato da famiglie e bambini, rendendolo più sicuro e vivibile per tutti. Oggi parliamo di via Boccaccio, saranno previste due telecamere che riprenderanno completamente il giardino. Sappiamo che ci sono stati degli episodi non proprio piacevoli per i residenti, ci sono anche delle condotte di disturbo a quella che è il tranquillo godimento dell'area verde, soprattutto per i bambini e per le famiglie, quindi vogliamo evitare tutto questo attraverso anche del posizionamento di impianti di videosorveglianza. Le telecamere faranno parte di un progetto più ampio di videosorveglianza che interesserà tutta la città nel corso del prossimo anno. Devo ringraziare l'assessore Savino e l'assessore De Gavardo che hanno lavorato insieme nell'ambito di un importante progetto che riguarda poi tutta la città di implementazione della videosorveglianza per il prossimo anno. Il piano rientra nell'opera del distretto del commercio e prevede un investimento complessivo di 410.000 euro. Il progetto esecutivo sarà portato in giunta nel mese di giugno, mentre la gara d'appalto dovrebbe chiudersi entro la fine dell'anno. Ecco, questo è uno dei tanti interventi che l'amministrazione sta ponendo in essere in aree che noi riteniamo più sensibili e che sono note alle cronache, per garantire la fruibilità e la vivibilità ai nostri concittadini.
Ancora alla lettura dei giornali, torniamo al primo piano di oggi, naturalmente all'attesa per l'elezione del nuovo Papa, il conclave che ieri è iniziato, continua anche oggi, tutto il mondo della Sistina, la fumata è nera, i 133 cardinali elettori hanno votato per la prima volta, lunga attesa per il risultato del primo scrutinio negativo, ma ieri abbiamo anche raccolto il ricordo del vescovo di Trieste Enrico Trevisi di Papa Francesco, del pontefice, che è un ricordo che è partito proprio dalla visita di Papa Francesco qui a Trieste e poi ha spaziato appunto sul suo messaggio. Allora risentiamo insieme le parole del vescovo. Come è noto, questo pomeriggio prende il via il conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco, prima votazione attorno alle ore 19. Ieri in seminario, nell'auditorium intitolato a Don Francesco Bonifacio, il vescovo Trevisi ha preso parte ad un incontro dedicato alla figura del pontefice scomparso il giorno di Pasquetta. Non senza commozione, Monsignor Trevisi ha ricordato la visita di Papa Francesco a Trieste lo scorso luglio, soffermandosi su un aspetto a suo dire particolarmente significativo. E averlo visto come si fermava di fronte agli ammalati, agli immigrati, di fronte ai giovani dell'università e così via, alle diverse autorità religiose della nostra città, che è multireligiosa. Ecco, questa prossimità, questa vicinanza alle persone. Il vescovo ha quindi inteso tracciare un parallelo fra quell'esempio e l'impegno di chi fa volontariato, di chi si mette in gioco. Il risultato, a sua volta, è un ulteriore impegno. Queste esperienze ci devono portare all'incontro con le persone, non soltanto a rispondere dei bisogni, a incontrare le persone, i poveri e tutte le varie forme di povertà. I lebbrosi del tempo di San Francesco, oggi forse siamo chiamati a identificarli in altre persone, dalle quali magari stiamo un pochino lontani. Allora, queste le parole appunto del vescovo di Trieste. Allora andiamo ora invece a ripercorrere il nostro servizio dedicato alla indicazione che è emersa insomma proprio nei nostri studi e poi è stata confermata dall'assessore Babuder sulla galleria, la galleria di Viale D'Annunzio, dove dovrebbe trovare posto una nuova opera per migliorare la viabilità. Ne abbiamo parlato ieri proprio all'interno della nostra trasmissione Sveglia Trieste insieme proprio all'assessore Michele Babuder. Allora rivediamo e risentiamo insieme le sue parole. Soluzioni a lungo termine ovviamente comportano anche delle ipotesi progettuali che voi ieri avete in qualche maniera svelato. Dall'ampliamento di Parco San Giusto allo sfruttamento della galleria di Viale D'Annunzio che si collega con quella di San Vito, prevedendo un sistema di pedane mobili in grado di portare cittadini e turisti alla parte retrostante del parcheggio di Via del Teatro Romano. Non solo un collegamento, ma anche un'infrastruttura sotterranea che garantisca altri posti macchina. Un'opera indirizzata sul lungo termine che già la nostra emittente ieri ha svelato come concrete ipotesi. La necessità è quella di gestire al meglio la viabilità cittadina, visto l'esponenziale crescita del numero di turisti presenti tutto l'anno in città. Abbiamo l'obbligo anche di definire e di far occupare primariamente i parcheggi che ci sono di cintura, quindi per creare quel grande anello che consenta anche delle più ampie pedonalizzazioni. La nostra controproposta, diciamo così, in termini amichevoli, che poi viene rivolta a Interparking, ma che potrà essere rivolta anche ad altri soggetti, è quella di sfruttare invece anche le gallerie e quindi dei percorsi suburbani di cui la nostra città è densamente, dico per il passato purtroppo piena, ma che devono diventare una ricchezza sia come avete dimostrato in termini di mobilità pedonale, possibilità di costruire dei parcheggi interrati e al contempo di collegare il centro cittadino, San Giacomo, San Giusto, arrivando anche fin dietro al Teatro Romano. Parliamo di un'opera imponente che deve tenere conto di molteplici fattori. La necessità di garantire anche un accesso dalla zona sud, da chi proviene da oltre la galleria, e di far sì che chi proviene oltre la galleria abbia un sistema o di parcheggio o di trasporto funzionale per arrivare anche in centro.
quindi l'allargamento che si potrebbe sviluppare anche con il soggetto gestore di Interparking potrebbe essere proprio questa prima ipotesi di studio. Più in generale e per il breve termine, per decongestionare il traffico cittadino, l'amministrazione comunale e i vari gestori sostengono che serve un sistema di indirizzamento ai parcheggi. Proprio io li ringrazio perché la prossima settimana avremo un incontro tecnico presso i miei uffici proprio su questo e per definire quali sono anche le disponibilità dei diversi soggetti gestori di parcheggi di strutture pubbliche che operano a Trieste. E con lo storico, il dottor Cafagna, ieri abbiamo parlato proprio della storia di quella galleria, ci ha raccontato appunto le varie funzioni nel corso della sua storia, allora rivediamo insieme il servizio. Questo è un rifugio che va appunto da Viale D'Annunzio e arriva fino alla Galleria di San Vito. È una galleria che ormai è trascurata, questa è una fotografia che ricorda come prima non c'era niente e poi si è stata costruita questa galleria per arrivare appunto a quella di San Vito. 1943 si comincia a scavare, la galleria adesso come adesso poi è stata abbandonata perché finita la guerra mondiale è stata abbandonata, è diventata una situazione tragica, drammatica. Ecco, questa galleria è stata abbandonata, quindi abbiamo delle grandi infiltrazioni d'acqua che è il problema di tutte le gallerie in verità. E questa galleria è servita in qualche modo come garage. Ecco, dobbiamo ricordare come fino all'inizio del Novecento le bare venivano portate al cimitero con le carrozze ovviamente ipotrainate, cioè trainate da cavalli. Ecco, alcune di queste non essendo utilizzate, siamo ormai già nel 1950, metà del Novecento, essendo ormai tutto motorizzato, e queste carrozze vengono salvate e abbandonate e dimenticate. Questa è la carrozza che siamo riusciti, grazie al Dele di Quezza, a salvarlo, lo troviamo nel suo museo. Ecco. A metà del percorso noi troviamo delle tubature, dei pozzi d'areazione che permettono all'aria di recuperare, cioè l'aria in alto, e di portarla nella galleria. Dove arrivano questi pozzi di areazione? Arrivano a Piazza Pueche. Quello che noi troviamo in Piazza Pueche, quella sorta di cono in cemento armato, ha a che fare con diremo così, e quindi questo sarà anche un problema che il nostro sindaco dovrà vedere, ecco, che ci sia una buona areazione. La galleria però alla fine finisce, ecco, è stata murata, è stata chiusa. Una volta però, siamo sulla galleria di San Vito, vediamo quel posticino nero, quella porticina nera a sinistra, era ancora aperta. Ecco. Oggi è stata chiusa da del materiale così metallico, è stato chiuso, ecco, però una vecchia fotografia degli anni 50 ci mostra dove sfocia e dove sfocerà. Ecco. Siamo quasi all'entrata della piazza Sansovino e quindi si può capire come ci sia una grossa utilità nell'idea del sindaco di utilizzare, però come abbiamo visto non sarà una cosa facile, ci vorrà molto tempo, ci vorrà molto materiale, ci vorrà molti soldi e soprattutto una buona progettazione. Ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi. Bentornati in diretta, 8:11 del mattino, diamo subito il buongiorno al consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Claudio Giacomelli. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie di essere qui. Allora, ci sono già le prime mail, poi fra un po' le leggiamo. Volevo subito commentare con lei una notizia, ma c'è la telefonata, allora diamo subito spazio ai telespettatori. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno dottoressa Laura e all'amico Claudio Consergio, che ho avuto la fortuna di conoscere in Regione nel cuore, da Claudio Visentini. Buongiorno Claudio. Buongiorno a tutti e due. Quindi a Sveglia Trieste ci sono anche tanti tifosi, viviamo momenti cruciali in campo della Triestina, impegnata nel play-out, senza le disattenzioni, chiamiamole così, costate 4 punti, la Triestina avrebbe raggiunto la salvezza diretta, fosse già salva. Per fortuna che i giocatori istruiti che la città tiene alla Triestina, dal galantuomo che è mister Attilio Tesser, possiamo e dobbiamo avere fiducia.
Chiedo al tifoso Claudio un suo cortese commento. Forza Unione, tutti per qualcosa di importante. Grazie. Grazie Claudio, buona giornata. Insomma, va sul tema sportivo e del tifo, insomma, il tifo del cuore, no? Della Triestina. Sportivo, ma anche di cuore la Triestina. I Greghi fanno parte dell'essere triestini, grazie anche del ricordo di mio padre, perché in effetti ho iniziato a seguire la Triestina con lui al Gresar, poi ovviamente quando uno diventa più grande in curva nord, allora con gli amici. Sembra la Triestina, sembra una storia infinita, una maledizione per noi tifosi, dico sempre che è come avere un amore che ti tradisce, ti fa restare male, giuri questa è l'ultima volta e poi a settembre ti ritrovi di nuovo a suonare il campanello e pensare questa è la volta buona. Soltanto un anno fa tutti i tifosi pendevano dalle labbra di questa società, di questa proprietà, inneggiavano al presidente, contestavano chiunque altro, pareva la volta buona. Ora, da un punto di vista sportivo, io non manifesto mai ottimismo perché come tutti gli innamorati si ha sempre troppa paura da un punto di vista sportivo. Io quando ero a Lucca e c'è stato il rigore di Gennari sono uscito dallo stadio, non me la sono sentito di guardarlo. Sono tornato dentro con il boato. Quindi da un punto di vista sportivo la squadra c'è, anche rispetto al Caldiero. Spero che tutti i giocatori siano legati alla maglia, ne sono convinto che lotteranno fino all'ultimo perché le vicende societarie possono influire sulle vicende di campo, non solo per i punti di penalizzazione. Ecco, io veramente è semi-incomprensibile quello che è successo con la società, perché si tratta comunque di una società che ha messo ingenti somme all'interno della Triestina. E contemporaneamente a un certo punto sembra che abbiano chiuso i rubinetti. E dirò che sono ovviamente sportivamente preoccupato per il Caldiero, ma sono addirittura preoccupatissimo per quello che succede dopo. Non solo per una penalizzazione che parrebbe, io non sono un avvocato di diritto sportivo, parrebbe inevitabile ormai sul prossimo campionato, ma insomma che ci si iscriva al prossimo campionato. Ecco, questa è una paura più forte in me del Caldiero, da un punto di vista, quindi è una situazione molto strana, perché non si può dire che è stata una società che è arrivata, ha venduto tutto, non ha messo un euro e poi è scappata, i classici avventurieri, però una società che sembra a un certo punto, non lo so, aver finito i liquidi o aver finito la strategia. Ecco, tutto questo sembra, devo dire, sarebbe bene che ci fosse più comunicazione, più trasparenza e a un certo punto se uno ha finito i soldi, capita in Italia ai presidenti, il calcio sappiamo è un affare per pochissimi, per tutti gli altri è una spesa, però in questi casi si viene, si guarda la piazza, si guarda negli occhi, quello che avevo messo adesso non ne ho più. Ci vorrebbe un po' di chiarezza, insomma. Questa insicurezza è una cosa che a un tifoso lo uccide. Immaginiamo. Allora, un'altra telefonata subito. Pronto, buongiorno. Buongiorno Bucarella, sono Diego. Diego, buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, io oggi mi rivolgo al consigliere regionale per una mia riflessione. Ecco, si parla spesso di commemorazioni legate a tragedie della Seconda Guerra Mondiale, no? Risiera, foibe e quant'altro. Io in questi giorni riflettevo invece, visto che il prossimo anno purtroppo ricorrerà credo il 50ennale del terremoto del maggio 76 in Friuli, credo che la Regione dovrebbe in qualche maniera preparare un avvenimento rievocativo, storico della vicenda che purtroppo ha riguardato la nostra regione, perché credo che molti dei ragazzi, degli adolescenti non abbiano proprio memoria storica di quello che è stato il terremoto in Friuli, quello che ha permesso poi la ricostruzione e la rinascita della regione. Credo sarebbe opportuno preparare un opuscolo, un video, un qualcosa da divulgare nelle scuole, perché quello è stato un fatto che ha drammaticamente coinvolto tutta la regione, ma ha creato
quella che è la coesione poi all'interno della regione per quanto riguarda i cittadini e il comune ricordo di quello che è stato un avvenimento purtroppo tragico e del quale si sta perdendo, ripeto, memoria proprio nei futuri cittadini. Ecco, io su questo vorrei sentire l'opinione del consigliere regionale, sperando che si prepari qualcosa proprio in previsione del cinquantennale del prossimo anno. Vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie Diego, buona giornata. Allora c'è la possibilità di, immagino che si preparerà però, no, qualcosa per ricordare i 50 anni dal terremoto del 76, del 6 maggio. Una premessa, il telespettatore coglie un aspetto centrale, ossia nella parte culturale storica in tutto il paese. Ma anche a Trieste, perché Trieste è terra di frontiera, la terra che ha vissuto, che ha toccato tutte le dittature del Novecento. Ecco, c'è una, diciamo, la parte della Seconda Guerra Mondiale è quasi totalizzante, cioè si ricorda le cose della guerra e del primo dopoguerra. Questo perché? Perché sono commemorazioni che scaldano gli animi politici, fanno polemica, fanno consenso e quindi è dibattito. Peraltro siamo l'unico paese al mondo, penso, in cui la Seconda Guerra Mondiale è di dibattito politico e se ne parla in Parlamento. È vero che si finisce per trascurare anche nelle nostre terre, in tutto il paese, ma anche nelle nostre terre, tutto quello che c'è stato prima e tutto quello che c'è stato dopo. Prima, penso anche semplicemente, visto le nostre terre, alla Prima Guerra Mondiale, che viene liquidata e non se ne parla, ma anche tutto quello che è venuto dopo. Per ciò che riguarda il terremoto del 76, sì, ci stiamo già muovendo. Il prossimo anno, quindi, ci saranno grandi manifestazioni, contatto con i giovani. Devo dire che nella parte friulana della nostra regione il ricordo è vivo, l'orgoglio è forte, meno nelle altre parti, ma questo anniversario, e l'assessore alla cultura Anzil si sta già muovendo, il prossimo anno sarà ricordato con ovviamente mestizia, ma anche con orgoglio, perché proprio come diceva il telespettatore, il terremoto del Friuli è stato uno, per certi versi, è orribile dirlo, ma uno degli elementi fondativi di questa regione, ha ragione il telespettatore, ed è stato un momento in cui le genti di questa regione hanno dimostrato di che pasta sono fatti. E possiamo dire che tra i vari terremoti che hanno colpito il nostro paese, quello del 76 in questa regione è stato esemplare, forse il migliore, per come la regione ha saputo rialzarsi, per come le genti della nostra regione hanno saputo rialzarsi, per la volontà di costruire. È stato il banco di prova dell'autonomia della nostra regione, sfruttata al massimo. È stato il banco di prova per i sindaci della nostra regione, soprattutto dei piccoli comuni, per quello che sono riusciti a fare. È stato ciò che ha reso la nostra protezione civile regionale una protezione civile ammirata in tutta Italia. E quando ci sono tragedie di questo tipo, in tutto il paese si può dire, indicando qua su a nord-est, guardate come si è comportata la regione Friuli Venezia Giulia, guardate loro. È proprio siamo un modello. L'impegno il modello proprio sicuramente, di sicuramente il prossimo anno sarà un anno centrale su questo. Ribadisco che il Consiglio regionale si sta muovendo, l'assessore si sta muovendo, i fondi necessari ci saranno e credo anche che sia una di quelle storie, e cioè un colpo durissimo che ti mette a terra la capacità di rialzarsi e diventare migliori di prima, ecco, sia una di quelle storie che ai giovani va raccontata. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno Franco. Buongiorno. Allora, signori e ai friulani. Allora, il metal detector, no? Medau cosa ha fatto? Ha fatto una lettera al questore, ha fatto una lettera al prefetto, ma se si vuole ottenere qualcosa bisogna andare di persona. Come dice il proverbio, se vuoi che riesca la tua idea, il tuo discorso, devi andare a battere i pugni. Se non vuoi che riesca, devi mandare. E quindi lui ha mandato la lettera che
che andrà sotto le scartoffie di tutti questi enti, questore e prefetto. Quindi svegliamoci un po', darebbe aiuto ai poliziotti senza sempre dire manca personale, ma se non hanno la possibilità di fare, cosa possono fare questi poveri poliziotti? Solo tranquillamente passeggiare per la città. Invece col metal detector riuscirebbero ad ottenere, praticamente a evitare questi accoltellamenti. Avete parlato del Papa. Il Papa deve essere italiano, perché il Papa Ratzinger ha portato qui tutti i tedeschi, il polacco ha portato qui tutti i poveri polacchi, il Francesco ha portato qui gli extracomunitari, 13, e non so dove sono andati, e poi ha praticamente chiesto al governo di accettare tutti. Ma questi papi esteri che non fanno niente per l'Italia, noi qui abbiamo avuto tre guerre. Noi in Friuli, ad esempio in Friuli, sono passati i polacchi, sono passati i tedeschi, sono passati gli austriaci, i sloveni, eccetera. E poi dopo, tanto per il coso la ciliegina sulla torta, anche il terremoto. Ma è possibile che noi non riusciamo a avere un Papa italiano, un Papa che prenda un po' le difese degli italiani? Capito, Franco, grazie della telefonata. Alla prossima. Grazie, alla prossima, Franco. Allora, due temi, no? La sicurezza, quindi l'uso del metal detector, secondo Franco sarebbe utile per scongiurare i pericoli di queste risse che avvengono spesso purtroppo in città col coltello, e poi invece l'elezione, insomma, del Papa, un tema sicuramente di grande attualità oggi. Non è la prima volta che vengo a Sveglia Trieste, e quindi i telespettatori conoscono già la posizione di Fratelli d'Italia, senza se e senza ma, a fianco delle forze dell'ordine. Ci siamo schierati a fianco delle forze dell'ordine in questo tipo di casi, ci siamo schierati a fianco delle forze dell'ordine sulle carenze d'organico, e comunque con questo governo sono arrivati nuovi poliziotti. Ancora non bastano, però c'è un problema di sicurezza in tutta Italia, ma intanto ne abbiamo aumentato l'organico. Sulle loro dotazioni voglio ricordare che c'è stato anche un impegno della Regione, che in teoria non c'entrerebbe nulla con la polizia, ovviamente che è competenza statale, ma che comunque ha fatto il proprio anche mettendo dei fondi. Quindi non abbiamo dubbi, tutte le strumentazioni che possono essere utili noi le mettiamo. Per ciò che riguarda, o spingiamo per metterle, per ciò che riguarda il Papa, temo che il ruolo del Papa non sia quello di proteggere una nazione. Anche a me farebbe piacere magari un Papa italiano, ma non è questo il ruolo del Papa, e la politica deve o dovrebbe restarne fuori. Faccio un esempio: è stato citato un Papa che io ammiro moltissimo, Papa Wojtyła. Papa Wojtyła, che è uno dei protagonisti che ha fatto cadere nel Novecento il comunismo. Fu un colpo straordinario della Chiesa mettere un Papa dell'Est prima della caduta del muro di Berlino, e portò una voce fondamentale, quindi un Papa verso il quale credo tutti noi dobbiamo avere un enorme rispetto. E in quel momento il fatto che fosse polacco è stato addirittura un di più. Quindi devo dire che non è una cosa in cui si possa entrare, né un auspicio che possiamo fare. In teoria il Papa è un Papa di tutto il mondo, è un Papa di tutti gli esseri umani. Quindi io personalmente sono i Fratelli d'Italia. Ogni volta che un cittadino italiano arriva in una posizione importante, così importante a livello proprio mondiale, internazionale, è chiaro che io sono sempre contento. Dopodiché si tende molto a politicizzare
la figura del Papa, che invece insomma, non dovrebbe avere questo ruolo. Allora, per sorridere un po' sul conclave ci manda la consueta vignetta Marco Englaro. Allora, la possiamo anche vedere, non so se è possibile. Ecco, qui adesso vado fuori in pergola a farmi una fumata, bianca o nera? Carina, grazie. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? È caduta la linea, allora togliamo la vignetta, per quanto appunto molto simpatica, dal video, vediamo se riusciamo a far vedere qualcos'altro. Ecco qui, perché volevo leggere invece una mail da parte di un nostro telespettatore che ci scrive: Piero, 2 domande, forse retoriche, all'avvocato Giacomelli. Molti ritengono che le azioni e le prese di posizione estreme delle sinistre stiano pericolosamente spingendo una specie di ritorno agli anni di piombo, come la vede, e poi con la scusa del conflitto indo-pakistano non sarà che la solita sinistra anti-italiana ci marcerà sopra per trovare modo di bloccare le espulsioni appunto dei migranti che arrivano da quell'area, no? Dice Piero. Queste le 2 domande. Va bene, per ciò che riguarda la prima, assolutamente sì. Credo che la sinistra politica di questo paese stia giocando con il fuoco, perché, e lo dico senza nessuna soddisfazione, la sinistra italiana ha una tradizione a partire dalla Seconda Repubblica di dire che dall'altra parte non ci sono avversari, ci sono nemici, che non hanno torto. Non è che hanno torto, no? Il centrodestra non è che ha torto. Il centrodestra non dovrebbe esistere, quel centrodestra in quel momento non ha diritto nemmeno di vincere le elezioni. Hanno iniziato con Berlusconi, conflitto di interesse, non è che Berlusconi sbaglia rispetto al nostro programma. Berlusconi alle televisioni, lui non dovrebbe poter concorrere. E avanti così. Bossi, no, Bossi assolutamente no, Bossi non può concorrere alle elezioni perché è anti-italiano. Salvini, no, perché è razzista. Berlusconi, no. Adesso è arrivata Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, per la quale c'era un grandissimo rispetto anche da parte del centro-sinistra finché eravamo un partito molto piccolo. Quando siamo diventati il primo partito, è pazzesco, perché da quando siamo diventati il primo partito, improvvisamente, un giorno sì e un giorno no, tanto in Parlamento quanto in Consiglio regionale, in qualche forma viene fuori la questione fascismo e antifascismo, che è una cosa pazzesca. E devo dire che continuare a ripetere Giorgia Meloni non può governare, Giorgia Meloni deve dirsi antifascista, Giorgia Meloni è post-fascista, Fratelli d'Italia sono razzisti, e avanti così, finirà che se qualche imbecille gli crede, potrebbe anche iniziare a fare qualche colpo di testa. Voglio dire che la sinistra estrema, ad esempio, non quella politica, quella estrema, continua a fare incidenti durante le proprie manifestazioni, compreso a Trieste. Voglio ricordare a tutti quello che è successo il 25 aprile, e sbaglia il centro-sinistra a non prendere posizione contro questi. Adesso in città le abbiamo anche stigmatizzate, io sono anche segretario comunale, così come Nicole Matteoni è segretario provinciale, hanno iniziato a comparire le scritte, Giorgia Muori, Fratelli d'Italia testa in giù, cose simili. Devo dire che in giro per l'Italia i gazebo di Fratelli d'Italia hanno iniziato ad essere attaccati. Se si continua ad agitare lo spettro del nemico, ora perché fanno questo? La verità, la mia opinione è che, ad esempio, il Partito Democratico non sia rimasto più niente di sinistra. Cioè, a parlare dei diritti degli operai, a parlare del diritto a una paga, a un salario dignitoso, a parlare del diritto alla casa, della conciliazione scuola-lavoro, siamo noi. Allora, un centro-sinistra che oggi ha le sue bandiere nel diritti delle coppie dello stesso sesso, nel tutelare i migranti, l'unica cosa che gli è rimasto di sinistra è tirar fuori l'antifascismo. Ed è l'unica cosa che li tiene un collante. Ma non è un antifascismo vero, non è l'antifascismo di chi ha rischiato la pelle durante il fascismo, è un antifascismo becero, elettoralistico, che vuole delegittimare l'avversario. Ma ripeto, sì, ha ragione il telespettatore, se qualche imbecille comincia a crederci, a credere che veramente
sia in pericolo la democrazia di questo paese, come dicono loro, ecco, se qualche imbecille ci crede, allora iniziamo a rischiare. Sarebbe bene quindi che i cattivi maestri la smettessero. Allora, adesso dobbiamo collegarci con Bernardo Gulotta, che vedo già pronto. Allora, buongiorno Bernardo, dove ti trovi? A te la linea. Buongiorno Laura, grazie della linea, buongiorno anche al consigliere Giacomelli e a tutti i telespettatori. Siamo a Gretta, in via dei Carmelitani numero 7, dove questa notte è scoppiato un incendio nella palazzina del Civico 7, come detto, qui a Gretta. E sono ancora in corso le opere di ispezione e di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, che sono ancora qui questa mattina con i mezzi proprio dei pompieri che stanno stazionando lungo la via. Noi siamo in attesa di avere la possibilità di entrare in contatto con il funzionario dei vigili del fuoco per avere i dettagli circa l'accaduto. Da quanto abbiamo ricostruito è successo che questa notte, si stima attorno alle 4 della notte appena trascorsa, si è verificata un'esplosione all'interno del Civico 7 di questo palazzo di via dei Carmelitani. Potete vedere come proprio, a parte i vetri che noi stiamo anche calpestando in questo momento, vetri che sono caduti sul cortile davanti all'edificio, da quella finestra e quindi quell'appartamento dovrebbe essere scoppiato questo incendio, un incendio con esplosione, quindi l'esplosione che ha fatto volare anche lo scuro della finestra e che poi ha generato le fiamme all'interno dell'alloggio. 2 le persone che erano presenti proprio in questo appartamento, sono 12 le persone invece che sono state prese in cura dai sanitari, 6 di queste poi trasportate per accertamenti all'ospedale di Cattinara. Siamo in attesa anche di capire le loro condizioni, ma non sembra siano in gravi condizioni o comunque in pericolo. Ripeto, ancora aspettiamo i dettagli da parte delle autorità. Lungo la strada, lungo la parte antistante l'edificio, ci sono asciugamani, tanti vetri, proprio perché l'esplosione avvenuta nell'appartamento ha poi rotto la finestra e sparpagliato tanto materiale, soprattutto vetro, sulla parte del cortile davanti all'edificio. E le 2 persone dell'appartamento sono quelle che hanno avuto necessità maggiore di intervento proprio da parte dei sanitari del 118, che sono poi giunti sul posto immediatamente chiamati dagli stessi vigili del fuoco e da chi per primo ha segnalato le fiamme all'interno del Civico 7 di via dei Carmelitani. Ora sono, come dicevo in apertura di collegamento, in corso ancora dei rilievi da parte dei vigili del fuoco che sono dentro l'appartamento dentro l'edificio, messo in sicurezza. Ciò non toglie però che sono ancora in fase di accertamento le cause reali di questo scoppio. Le ipotesi più accreditate sono quelle di una bombola o di una fuga di gas, tant'è che però le prime testimonianze di chi ha chiamato i soccorsi parlano proprio di un violento boato prima del generarsi delle fiamme. Quindi conseguenzialmente andiamo a pensare che dallo scoppio si è generato l'incendio, da qui poi la chiamata e l'evacuazione di buona parte dell'edificio, chiaramente dei condomini che erano all'interno. È successo nel cuore della notte, quindi immaginiamo anche il trambusto di essere svegliati da un frastuono del genere e dal pericolo di un incendio su tutta la struttura. Queste le immagini in diretta questa mattina da Gretta con Alessandro Carelli. Questa il portone d'ingresso all'interno del quale stanno ancora continuando i sopralluogo, i vigili del fuoco, un'attività, quella perpetrata durante la notte, non semplice anche per la conformità della strada. Via Carmelitani, per chi non conoscesse Gretta da vicino, è una via abbastanza stretta e quindi anche l'arrivo dei soccorsi ha dovuto far fronte alla viabilità, che in quel momento era scarsa come traffico, ma soprattutto alla conformazione della strada. Sono 6 i ricoverati all'ospedale di Cattinara a seguito di questo scoppio più incendio. Magari saremo più precisi nei prossimi collegamenti, non appena avremo qualche dettaglio ulteriore. A te la linea. Grazie Bernardo Gulotta. Allora, questa è la cronaca di questo incendio della notte. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa, a fra pochissimo.
Bentornati in diretta, 8:40 del mattino, siamo sempre in compagnia di Claudio Giacomelli di Fratelli d'Italia. Abbiamo subito una telefonata, allora la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno. Buongiorno a loro, sono Giorgio. Giorgio, buongiorno. Un saluto a lei, dottoressa Bucarella, un saluto particolare al suo ospite. Allora io cerco di essere breve, però volevo allacciarmi proprio con quanto detto poc'anzi proprio dall'avvocato Giacomelli, no? Ossia tutto quello che riguarda in qualche misura e sempre più spesso i beceri, ecco, riprendo questo termine, i beceri attacchi di gran parte degli esponenti di sinistra rispetto anche a quello che è l'operato sì del centrodestra ma anche delle stesse forze dell'ordine. Porto due esempi che credo siano abbastanza eloquenti. Allora, il primo a livello locale, proprio ieri io sono andato a visitare la mostra fotografica dedicata poi ad Amerigo Grills, no? Quindi Palazzo Costanzi, una mostra sobria che rientra poi in una kermesse di più ampio spessore, quindi a livello nazionale apprezzata, ricordo che si arriva fino a Milano eccetera, con degli ospiti illustri, quindi i suoi colleghi giornalisti piuttosto che reporter di guerra. Ecco, le prime cose che sono state tirate in ballo qua dalla sinistra locale sono stati proprio gli attacchi alla figura di un professionista che peraltro ci ha rimesso la vita. Quindi al di là di questo, diciamo, non si è focalizzati sul lavoro di un professionista ma su un qualcosa di prettamente politico. Ecco, io posso dire veramente va bene, è andata via la voce, ci dispiace, è caduta la linea, però insomma era abbastanza chiaro, no? Il messaggio era così, torna sul caso del premio Amerigo Grills, della mostra che è stata organizzata. C'era proprio Claudio Giacomelli in rappresentanza della Regione alla presentazione di questa seconda edizione del premio. Allora, cosa vuole dire al nostro telespettatore? Fra l'altro era un argomento di cui volevamo parlare, no? Sì, ho rappresentato il Consiglio regionale alla presentazione del premio giornalistico e per me è stato un onore e un orgoglio. Amerigo Grills è stato il primo reporter di guerra morto al fronte dopo la seconda guerra mondiale, quindi in tempo di pace. Per anni ci si è dimenticati di lui. Devo dire che ha scritto su alcune delle riviste e pubblicazioni più prestigiose del mondo, e quindi ha fondato quella scuola, chiamiamola scuola, di giornalismo triestino che ha portato grandissimi giornalisti come Biloslavo e Michele Sin, che sono partiti con lui, e l'Albatros, che sono andati a Milano. Ce ne sono molti, ce ne sono anche altri corregionali, quindi come se questa regione avesse la capacità di portare queste persone, che diventano grandi personaggi nei fronti più difficili del mondo, per portare a noi che stiamo seduti a guardare la TV in poltrona le vicende reali della cosa più spaventosa che possa affrontare un uomo, che è la guerra. La guerra. Vero, il centro-sinistra ha attaccato con un manifesto che, adesso che non sono in veste istituzionale, definisco vergognoso, ha attaccato il premio di Amerigo Grills. Perché vedete, in quel premio, dicendo che non era un bravo giornalista. Alcuni dicono non era un bravo giornalista perché ha seguito i ribelli della Renamo quando è morto in Mozambico, altri per il suo passato nel fronte della gioventù. Ecco, da un punto di vista giornalistico è una vergogna che dicano una cosa del genere. Voglio ricordare che ritengono che sia stato un grandissimo giornalista e che ci debba essere un premio alla sua memoria che aiuta i giovani reporter di guerra, chi ha il coraggio, i giovani hanno il coraggio di fare questa professione, che è fondamentale per raccontarci la verità. Perché se no possiamo anche togliere gli uomini e mettere un'intelligenza artificiale. Ecco. Quindi attaccare il giornalista, guardate, se devo scegliere se stare con adesso Trieste, il Partito Democratico, sul giudizio del giornalista o sul signor dottor Brovedani, ecco, io preferisco stare con chi lo ritiene un grande giornalista, che non è soltanto Biloslavo, e Michele Sin, e Sallusti, e Tommaso Cerno, ma giornalisti, penso a Gomez del Fatto Quotidiano, penso a Toni Capuozzo, penso alla Botteri, persone che o vengono da sinistra o hanno scritto su giornali di sinistra, penso a Gomez del Fatto Quotidiano, o hanno parlato e sono andati a fare i giornalisti per TV, diciamo che proprio di destra non sono, penso ad esempio a Rai 3. Loro ritengono che
Amerigo Grills sia stato un grandissimo giornalista che possa indicare la via ai giovani giornalisti, e questi ritengono di no, mi permetto di dire. Tra l'altro, e qui mi dilungo solo un secondo, dicono che non è stato un grande giornalista perché era con i ribelli della Renamo. Io non sono un esperto di guerre civili mozambicane, quindi non dico. È vero, i ribelli della Renamo erano finanziati dagli Stati Uniti e anche dal Sudafrica. Dall'altra parte c'erano i governativi Frelimo, che peraltro erano sovvenzionati dall'Unione Sovietica ed erano una dittatura, perché non erano passati attraverso le elezioni, ma non è questo il punto. Quando si parte col dire che chi va a documentare la guerra verso quelli che secondo me sono i cattivi, allora non è un gran giornalista, perché non dovrebbe farlo. E questo è mettere un bavaglio al giornalismo per raccontarci quello che vogliono. Ed è pazzesco. Voglio ricordare, se uno è, che ne so, uno è filorusso, e allora Biloslavo non è un grande giornalista, perché è andato a documentare la guerra dalla parte ucraina. Beh, uno potrebbe essere filo-ucraino, allora Mikhail Sin non è un grande giornalista, perché è andato a documentare la guerra dal punto di vista del fronte russo. Cominciare a dire, decido io chi è giusto e chi è sbagliato, e i giornalisti devono andare dove dico io dalla parte giusta, questo è uccidere il giornalismo, è contro la democrazia. Per ciò che riguarda la parte di Almerigo politico, questo premio riguarda la parte di Almerigo giornalista, considerando la caratura di alcune delle persone che criticano da sinistra, devo dire che non mi farebbe nemmeno piacere che ricordassero l'Almerigo politico, e credo che non farebbe piacere nemmeno ai ragazzi che allora erano con lui nel fronte della gioventù pensare di avere il plauso del PD di Adesso Trieste o di Rifondazione Comunista. Ma il punto è non mettere, ancora qui torniamo al discorso di prima, dei veti sul professionista per la sua attività politica precedente, perché vedete, e poi chiudo su questo, Tony Capozzo, un enorme giornalista, uno straordinario giornalista, da giovane stava nel Partito Comunista Italiano e poi in lotta continua. Mai Fratelli d'Italia, mai io personalmente ci sogneremmo di essere contrari a un premio a Tony Capozzo perché da giovane era in lotta continua. Ma cosa vuol dire? Bisogna riuscire a voltare la pagina. Voltare la pagina. Biloslavo è andato a porre una targa sul luogo e la presenterà venerdì in un documentario venerdì in Portovecchio, a cui spero di vedere più persone possibili, e ha messo una targa al magazzino sull'albero dove riposa Almerigo Grills, e quella targa si vede nel documentario, la mette alla presenza di due che conoscevano la storia di Almerigo Grills, uno della Renamo e uno del Frelimo, cioè le due parti in conflitto in quella guerra civile. Loro riescono ad andare oltre e questa sinistra triestina non ci riesce. Lo trovo vergognoso. Allora, questo è insomma per chiudere un po' anche la polemica, no, che ha accompagnato già la prima edizione, anche questa seconda edizione del premio. Torniamo da Bernardo Gulotta, che ha intervistato, credo, un testimone di questo incendio che c'è stato in Via dei Carmelitani al Civico 7 questa notte. Vediamo appunto se riusciamo a sentirlo subito in diretta. Allora, a te la linea nuovamente. Bernardo, ti vedo in compagnia di un vigile del fuoco. Siamo in compagnia di? Caposquadra Blasi, Andrea. Ci può raccontare cosa è successo? Niente, siamo stati chiamati questa notte per un sospetto incendio di appartamento, interno 7, terzo piano, e arrivati sul posto c'era l'incendio, avevamo una signora anziana che si era rifugiata sulla finestra della camera e il nipote in bagno. Siamo entrati in appartamento, spento, evacuato tutta la palazzina, portati fuori anche loro due e consegnati alle cure dei sanitari. Adesso non so dirvi le condizioni, ma erano coscienti e tutto quanto. Abbiamo trovato un cane a posto, vivo, tranquillo, e questo è quanto. Ma c'è stato uno scoppio? Non so dire niente, adesso è tutto al vaglio, quindi vedranno, indagheranno e troveranno cosa è successo. Quindi le cause ancora non sono chiare? Assolutamente no,
ci saranno i tecnici che valuteranno il tutto, esamineranno. Questo è accaduto, diceva, attorno alle 4:30? Sì, circa verso le 4:30, 4:45 di questa notte. Quindi diciamo nessun ferito grave, tutte le persone erano coscienti? No. Tutti coscienti, tutti collaborativi, tutti quanti a posto. La signora forse avrà respirato un po' di più di fumo, ma è venuta fuori con noi in evacuazione tranquillamente sulle sue gambe, quindi... L'edificio ora è abitabile, cioè... Tutto abitabile, tranne logicamente l'interno 7 dell'incendio appartamento dove ha preso fuoco e l'appartamento sopra, l'interno 10, che dovranno un attimo valutare il solaio calpestabile, un po' la struttura, quanto caldo ha preso e basta. Quindi l'appartamento, diciamo, in oggetto al momento non è agibile, No, dire così? no, assolutamente no. Okay. Va bene? Grazie. No, siamo in diretta. Allora. Sì, Laura, eccoci, se ci senti ancora, Sì, questo è quanto abbiamo sentito dal caposquadra dei Vigili del Fuoco, che adesso gli suonava il telefono dei colleghi e c'è anche la troupe della RAI, dei colleghi della RAI. Quanto avete appena sentito dalle testimonianze, avevamo parlato anche prima nel collegamento di uno scoppio da appurare secondo proprio i Vigili del Fuoco, che su questo ancora non si sbilanciano, ovvero le cause e se c'è stato un innesco dovuto, come detto, da uno scoppio, oppure se il fuoco è divampato per altri motivi. Però anche vista la finestra e i vetri e il fatto che comunque manca l'oscuro del secondo piano, quella del boato, dello scoppio che abbia causato poi le fiamme è una delle ipotesi più accreditate al momento, da capire ovviamente nei dettagli esattamente cosa sia successo. La buona notizia, se così possiamo dire buona, è che le persone coinvolte, in primis quelle dell'appartamento che ha preso fuoco, sono uscite autonomamente e coscienti dall'appartamento, sono in ospedale per i rilievi sanitari, insomma gli accertamenti sanitari. I rilievi invece, usando il termine improprio che ho usato un attimo fa, sono ancora in corso da parte dei Vigili del Fuoco e quindi diciamo non dovrebbero esserci feriti gravi o intossicati gravi, tant'è che poco fa abbiamo sentito un inquilino che abita nei piani superiori a quello che ha diciamo in oggetto, quello che ha preso fuoco, e che ci ha parlato, diciamo, di come l'ha vissuta lui questa notte, questa necessità di evacuazione dovuta proprio dall'incendio. Dacci il tempo tecnico di sistemarci un attimo e magari tra qualche minuto andiamo a sentire proprio l'intervista di questo inquilino. Intanto ti restituisco la linea. Grazie Bernardo Gulotta, assolutamente. Allora sentiremo fra poco questa intervista. Abbiamo già un'altra telefonata in attesa. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, io vi chiedo scusa, sono di nuovo Giorgio, sì? Non demordo, ci ho riprovato e ho aspettato con pazienza. Ringrazio nuovamente l'avvocato Giacomelli perché ha ripreso ed ampliato tutto quello che è il mio pensiero con il quale ovviamente condivido ogni singola osservazione. Benissimo. Detto questo, rispetto sempre a quella che è l'estemporaneità, diciamo a mio parere, ma non solo mio, per fortuna, dell'attuale sinistra, io porto due esempi appunto. Notizia di oggi, quella che riferisce di un carabiniere che ha fermato una persona, neanche farla apposta, diciamo extracomunitaria, ma comunque che ha aggredito a colpi di coltello dei passanti. Non è stata sacrificata una vita umana, per fortuna, però adesso il carabiniere che ha utilizzato un taser nella fattispecie, non essendo sottoposto ad alcuna forma, diciamo, di provvedimento formale, è stato comunque additata a livello locale, parliamo di Bologna, subito dalla parte politica di sinistra. Quindi questo è inaccettabile perché, ripeto, qui non si è sacrificata una vita umana, quindi nessuno ha fatto ricorso nemmeno all'arma da fuoco, però anche con uno strumento non letale o tecnicamente meno che letale, anche lì si punta il dito verso un operatore. Capito. L'ultimissima cosa, e ringrazio anche per questo l'avvocato Giacomelli e anche l'onorevole Matteoni, ricordo entrambi presenti ad un presidio da parte degli operatori della sicurezza privata di fronte alla prefettura qualche mese addietro, quindi erano presenti in piazza insieme a questi lavoratori che grazie sempre alla sinistra hanno dei salari sotto la soglia di povertà, salari miserrimi, e che con un provvedimento serio, diciamo, di revisione anche a tutela di questi stessi operatori potrebbe andare a supportare di fatto l'operato delle forze dell'ordine
dell'ordine propriamente dette. Quindi noi abbiamo dei lavoratori poverissimi, in condizioni di disagio anche funzionale, perché hanno delle tutele ancora minori rispetto a quelle degli operatori di polizia propriamente detti, però appunto questi salari e questi contratti da chi sono stati in qualche maniera supportati proprio da quelle associazioni sindacali prevalentemente di sinistra. Ecco, Va bene, io vi grazie saluto, Giorgio, grazie, buona perdoni. giornata. Allora, chiarissimi i suoi messaggi, voleva commentare appunto queste segnalazioni insomma di Giorgio. Effettivamente siamo andati da un punto di vista, chiamiamole tecnicamente, no? Guardie giurate, ma insomma è una situazione molto complessa sul quale ci stiamo muovendo, e devo dire che ha ragione il telespettatore che improvvisamente c'è questo strano atteggiamento della sinistra per cui a tutte le soluzioni, a tutti i problemi, quando va all'opposizione, ha governato per 10 anni, non ne aveva neanche una, ha solo peggiorato le situazioni. Devono aver avuto un colpo di genio dopo aver perso le elezioni. Per ciò che riguarda le forze dell'ordine, sì, è vero, perché il centrosinistra italiano non ha ancora deciso che cosa fare con quelle frange radicali, a cui magari fa comodo che vadano a votare qualcuno. Magari, ma come si fa a convincere a votare i radicali di sinistra? Come li fanno a convincere a votare il PD? Agitando lo spettro, dall'altra parte ci sono i fascisti nel 2025. E contemporaneamente però questo gli impedisce di prendere le distanze in modo chiarissimo contro i violenti estremisti. Contemporaneamente hanno tutta una rete per ciò che riguarda la parte, diciamo, che gestisce l'immigrazione, per cui ci sono delle difficoltà enormi per loro a difendere anche le forze dell'ordine quando dall'altra parte sono coinvolte persone così. Cioè, io voglio dire, a me ha sconcertato per la ragazza che ha subito molestie sessuali al concertone del 1° maggio a Roma da parte di 3 tunisini, però sta ragazza improvvisamente, io vado a cercare le cronache, non trovo particolari attacchi del Partito Democratico, non trovo nemmeno particolari prese di posizione da parte delle associazioni femministe. Io mi aspettavo di trovare 3-4 pagine sul patriarcato. Sul patriarcato sì, ma solo se è coinvolto un italiano. Se invece la cosa si svolge al concertone del 1° maggio e a compiere queste molestie sessuali sono 3 tunisini, improvvisamente il mutismo assoluto. Beh, ma allora non sono associazioni che proteggono i diritti delle donne, sono associazioni che selezionano qual è la notizia che politicamente è giusto dare e quale no. Ma in questo caso allora si è dei partiti e neanche tanto belli. Allora, prima siamo quasi in chiusura di questa prima parte della nostra trasmissione. Volevo chiederle ancora un'iniziativa che proprio credo di Fratelli d'Italia in Regione riguardo l'Ater all'interno della Omnibus che andrà in discussione, no? Fra poco. Sì, Fratelli d'Italia a Trieste è tradizionalmente molto attenta alle questioni dell'Ater, lo siamo sin dall'inizio, da quando eravamo piccolini, con persone come Corrado Tremul, la stessa Nicole Matteoni, nel nostro sportello d'aiuto gratuito per italiani in difficoltà. Allora, diciamo, c'è un progetto che è molto simile a uno che funziona già in Veneto, ha funzionato bene ed è in parte anche nel comune di Pordenone. Ne ho parlato con l'assessore regionale competente a Mirante, ho sentito naturalmente il presidente dell'Ater Mosetti e si tratta della possibilità di Ater, ovviamente dietro graduatoria, di inserire in alcuni appartamenti appartenenti alle forze dell'ordine o alle forze militari. Sono cose che in giro per l'Italia si vedono. Questo per 2 motivi fondamentali. Oggi innanzitutto penso a un poliziotto che esce dalla scuola di polizia, prende 1.200 euro come primo stipendio, se vive a Taranto vive in un modo, a Trieste fa difficoltà, a Milano non si può neanche affittare una casa e dorme in caserma, quindi però questa è parte. Dall'altra parte c'è un riscontro molto positivo da parte degli inquilini dei palazzi Ater ad avere un coinquilino, ovviamente dietro graduatoria, non ci andrà il generale, quindi comunque una graduatoria in base all'ISEE di questa particolare categoria, ma quando in un palazzo Ater si ha un inquilino appartenente alle forze dell'ordine,
c'è un gradimento generale di tutto il condominio. Non si trattava di una casater, peraltro io stesso ho visto, per un punto di vista di sicurezza, per un punto di vista di collegamento con gli organi di sicurezza, quindi ci si sente più sicuri. Io stesso, però in questo caso come avvocato, ho assistito a un processo, uno degli ultimi processi penali che ho fatto, in cui proprio un anziano malmenato, chi ha interrotto, ma non con la pistola col taser, chi ha interrotto con la sua professionalità l'aggressore è stato proprio un coinquilino appartenente alle forze dell'ordine. Poi sono arrivate le pattuglie in servizio. Chiaro. Ma con professionalità, perché noi abbiamo delle forze dell'ordine, delle forze di polizia giudiziaria che sono straordinariamente preparate anche su questo versante. È un'iniziativa che adesso stiamo quadrando a livello legislativo e che, se tutto va bene, presenteremo nella Omnibus con un emendamento di Fratelli d'Italia nella seconda metà del mese. Allora, io ringrazio molto Claudio Giacomelli Grazie per essere stato con noi e lo invito a tornare a trovarci presto qui a Sveglia. Grazie a tutti quelli che hanno guardato la trasmissione e a chi ha chiamato. E noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, a fra pochissimo. Bentornati in diretta. Allora, 9:05 del mattino, diamo subito il buongiorno a Carlo De Donato del Partito Democratico. Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Del Circolo di San Giacomo, no? Io sono segretario del Circolo di San Giacomo e anche capogruppo in Consiglio di circoscrizione. Esatto, in circoscrizione. Quindi poi parleremo anche in particolare della quinta, no? della quinta circoscrizione, ma dobbiamo sentire subito l'intervista che il nostro Bernardo Gulotta ha realizzato poco fa con uno degli inquilini del palazzo in cui un appartamento è andato a fuoco nella notte in via dei Carmelitani numero 7 a Gretta, nel rione di Gretta. Allora sentiamo subito l'intervista. Ancora qualche istante. Allora, vedo che c'è qualche difficoltà, non va. Allora, ci riproviamo fra poco. Intanto c'è una telefonata però in attesa. Pronto? Buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno. C'è qualcuno in linea? Allora, no, qualche difficoltà, nemmeno la telefonata. Vediamo se, non lo so se è caduta la linea o c'è qualche altro tipo di problema. Poi torneremo naturalmente a collegarci perché il nostro collega è ancora là sul posto e credo stia così cercando di capire, anche insieme ai vigili del fuoco che sono intervenuti e che sono ancora sul posto per lavorare, per mettere in sicurezza tutto lo stabile, di capire quali possono essere state le cause. No? Prima fuori onda mi diceva che è il secondo incendio, ricordava, del primo è stato anche testimone. Il 1° maggio, no? Sì. Quell'incendio scoppiato nel campeggio dell'Obelisco. Esatto. Tra l'altro sono stato testimone diretto perché ero andato a pranzo proprio lì al ristorante del campeggio e in effetti è stata un'esperienza abbastanza traumatica perché si è sentita questa serie di esplosioni, poi questo fumo nero molto forte, in effetti, e dispiace soprattutto per le persone che sono state colpite da quell'incidente perché sappiamo che lì all'Obelisco ci sono famiglie, persone che ci vivono, sono proprio residenti lì e che alcuni hanno perso tutto quello che avevano. Infatti, so che anche c'è stata una raccolta di fondi per sostegno a queste persone. L'incendio di oggi, di questa notte, invece intorno alle 4:30 del mattino, ha coinvolto più persone, sono state portate in salvo 2 persone in particolare, nonna e nipote, ma anche ci sono state altre persone insomma, che hanno richiesto poi l'intervento dei sanitari. Nessuno sembra essere in gravi condizioni, ma vediamo se siamo in grado appunto di farvi sentire l'intervista a uno degli inquilini da parte del nostro Bernardo Gulotta. Campanelli suonare, no? Porta, no? Sul momento non ho pensato a quella cosa lì, no? Poi sempre più, battere le porte, una roba e l'altra. Sono venuto fuori dalla porta e ho visto una vampata di fumo che ho chiuso e poi mi sono vestito alla veloce. Ma c'erano già i vigili del fuoco? Dopo sono venuti
Ma quindi a bussarla sono stati i vicini che l'hanno avvisato? I vicini, quello di sopra, no, mi bussava, no, e i campanelli che suonano, non so chi che era. Ecco. Poi lei è sceso e ha aspettato i soccorsi? Non sono sceso niente, sono corso nel pergolo, ho aspettato perché non potevo venire giù, perché era tanto fumo che non vedevo niente. Ecco. Ha avuto paura? Sì, paura sì. Lei sta bene adesso? Come? Sta bene lei adesso? Sì, abbastanza bene, ecco, teso un po', ma sì. Il suo alloggio è abitabile, non ha problemi? Così ci hanno detto che è abitabile, che sì, che non ha problemi, meno male, ecco. Le persone invece dell'appartamento, sa niente come stanno? No, nei nostri appartamenti penso che sia tutto, no? Ecco, però è una persona di fronte a me che deve essere un invalido dentro, non so come se l'hanno portato in ospedale. Ma lei non ha sentito questo scoppio alle 4:30? No. Molte grazie. Questa è dunque l'intervista appunto da un testimone di questo incendio che è scoppiato nella notte alle 4:30 del mattino appunto in via Carmelitani 7 in una palazzina del rione di Gretta e, come dicevamo prima appunto tutti gli inquilini sono stati inizialmente evacuati, poi hanno potuto rientrare negli appartamenti, tranne naturalmente quelli degli alloggi direttamente dichiarati inagibili, che sono 2 finora, no? Da quello che ci diceva prima il comandante dei vigili del fuoco. Quindi questa è la situazione, naturalmente continueremo a seguire nel corso della mattinata questa vicenda, questo incendio. Vediamo se riusciamo anche a leggere qualche mail di quelle che sono arrivate. Ci scrive Enrico, protestando, dice: buongiorno, è assurdo che oggi nel 2025 per un rinnovo della carta d'identità bisogna attendere 3 o 4 mesi, se va bene. La consolazione in tutto questo è che non posso votare, buona giornata e mai mollar con l'ovovia, dice Enrico. Si vede che si trova insomma sì, in effetti è vero che ci sono questi problemi, ci sono tempi lunghi, pare che sia dovuto all'approvvigionamento delle schede che servono per fare la nuova carta d'identità, ed è in effetti una cosa estremamente grave. Non credo che la sanzione sia quella di essere contenti di non andare a votare, anzi potrebbe essere il momento per esprimere il proprio parere o anche il dissenso rispetto a chi ci amministra o ci governa. Insomma. Anche per questo problema, insomma. No? È uno dei problemi su cui forse cambiare potrebbe aiutare a risolvere, non so. Questo è chiaramente l'auspicio di chi è all'opposizione. L'auspicio. Allora, invece Vadim ci scrive: buongiorno, i dati di Frontex confermano una diminuzione dei flussi migratori nella nostra regione, questo sembra essere dovuto in buona parte alla sospensione del trattato di Schengen, mi chiedo quindi se non sarebbe il caso di prolungare questa sospensione, visto anche l'esempio di altri paesi europei come la Polonia, dove è stata costituita una barriera fisica al confine orientale per bloccare il flusso di immigrati clandestini. Questo dice il signor Vadim. Credo che sia evidente che questa è la solita retorica. In realtà sappiamo perfettamente che i flussi migratori dipendono da una serie di variabili e non sono sicuramente il ripristino dei controlli alla frontiera fra Italia e Slovenia, anche perché sappiamo tutti perfettamente che questi controlli vengono fatti nei valichi che non sono quelli utilizzati dalle persone che tentano di attraversare quel valico, i quali passano attraverso frontiere che sono quelle storiche, le secondarie, dove i controlli di Schengen non sono stati ripristinati perché non ci sono, semplicemente perché non ci sono le condizioni organizzative e strutturali per poter fare tutti questi controlli. E io credo quindi che sarebbe ora invece che cominciassimo a ragionare seriamente sul problema di perché ci sono questi flussi migratori, di quelle che possono essere le soluzioni adottate, e credo che si debba fare in maniera molto più programmatica e incisiva, a partire dal fatto che dobbiamo cominciare ad avere anche consapevolezza che i flussi migratori ci sono sempre stati e accompagnano la storia dell'uomo, e tutte le volte che si è tentato di bloccarli alzando muri, barriere o rifiuti, questi hanno portato a peggiorare la situazione
e a creare anche conflitti molto forti sui quali poi le conseguenze ricadono su tutti. La seconda questione di fondo, sulla quale non si sta ragionando, e credo che sia importante invece cominciare a ragionare, è il fatto che invece il nostro sistema paese, per sopravvivere, ha bisogno di flussi di popolazione che vengano dall'esterno, perché qualunque provvedimento noi prendiamo per affrontare il problema della carenza di nuove nascite e via dicendo, non ci darà risorse nei tempi necessari per poter fare fronte alle esigenze dell'economia italiana. E quindi è evidente che se noi invece cominciassimo a ragionare su come definire flussi di immigrazione, accompagnare politiche di integrazione e di accoglienza serie, che non significa accogliere chiunque e lasciarlo libero di fare qualunque crimine, significa però trattare queste persone come esseri umani che stanno scappando e che hanno bisogno di essere accolti ed assistiti. In questo credo, proprio in questi giorni che stiamo attendendo la nomina del nuovo Papa, dobbiamo invece, credo, tenere con noi la grande testimonianza di Papa Francesco, che su questi argomenti è stato estremamente incisivo. Molto chiaro, insomma, il suo messaggio. È ironico invece il messaggio di Davide, che arriva in questo momento alla nostra mail. La Meloni ha appena dichiarato che dall'Albania sono stati rimpatriati il 25% degli stranieri, in totale 9 persone. Quindi, sì, ecco, questo è un altro argomento che dimostra come quando si tenta di fare propaganda e non risolvere i problemi si rischia di fare anche figure piuttosto tristi, perché in effetti se noi pensiamo i soldi che al di là di temi etici che pone sostanzialmente costruire un campo di concentramento per persone che si trovano in condizioni di disagio tendenzialmente, ma poi anche l'idea, i soldi che sono stati spesi per traslocare soggetti in questo modo è sinceramente abbastanza triste per il nostro paese nel suo complesso, credo che sia difficilmente commentabile. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi. Bentornati in diretta, 9:19 del mattino, e siamo sempre in compagnia di Carlo De Donato, segretario del Circolo di San Giacomo del Partito Democratico e capogruppo in circoscrizione. Prima abbiamo dato naturalmente la notizia della mattinata, questo incendio che è accaduto nella notte a Gretta, in una palazzina di via dei Carmelitani. Torneremo a collegarci con il nostro Bernardo Gulotta più tardi, ma volevo spostare ancora l'attenzione su San Giacomo, perché ieri e l'altro ieri abbiamo realizzato dei servizi su questa idea, che in realtà è ben più di un'idea, è proprio un progetto al quale il Comune sta lavorando, come ci ha confermato ieri l'assessore Michele Babuder, di ripristinare in qualche modo la galleria che è ormai abbandonata, che scorre proprio sotto San Giacomo, no? Da Viale D'Annunzio poi sfocia nella galleria, invece in un'altra galleria, credo sia la Sandrinelli, se non vi sbaglio, la San Vito, credo San Vito, che praticamente costituirebbe una sorta di metropolitana pedonale, risolverebbe in qualche modo anche il problema dei parcheggi, della viabilità, no? Che in questi giorni è un po' sotto pressione, anche per i tanti turisti che affollano la nostra città. È vero, credo che il tema dei flussi automobilistici nella nostra città sia un tema che vada affrontato in maniera molto strutturale e non estemporanea, cioè non si può sicuramente pensare di risolvere questi problemi con un annuncio di questo genere, anche perché bisognerebbe vederne completamente le implicazioni. Siccome lo sbocco di quella galleria non è all'aperto ma in un'altra galleria, ed è una galleria ad alto traffico automobilistico, l'utilizzo pedonale in questo senso andrebbe valutato con molta attenzione, però sicuramente tutti quelli che sono interventi che mirano a ridurre i flussi automobilistici in quei quartieri sono provvedimenti che hanno sicuramente il favore mio personale e sicuramente anche di gran parte della popolazione. Vanno però strutturati in maniera adeguata.
Noi sappiamo che noi ci troviamo a vivere in quartieri che hanno le arterie principali, che sono arterie di collegamento fra l'estrema periferia e il centro della città, e quindi hanno quelle caratteristiche classiche di quelle aree in cui c'è una forte concentrazione automobilistica nelle aree di punta, con conseguenze impatto anche ambientale, e che poi invece in altri orari vengono utilizzati da veicoli che molte volte non rispettano il codice della strada, non danno le garanzie, rispettano i limiti di velocità, e purtroppo abbiamo avuto anche una serie di incidenti, investimenti sia di pedoni che di ciclisti, con conseguenze anche mortali. Quindi affrontare questo tema in maniera strutturata credo che sia importante, e su queste questioni faccio presente che San Giacomo e Barriera hanno una serie di problematiche che vanno dalla assoluta pessima manutenzione del manto stradale e soprattutto dei marciapiedi, che vanno dal fatto che i marciapiedi quasi nessuno rispettano le norme per garantire la sicurezza dei pedoni, quindi la pedonabilità, che le barriere architettoniche sono presenza normale, con tutte le conseguenze che questo si porta dietro, che come circoscrizione a livello unitario, quindi è chiaramente una battaglia del centro-sinistra, è una battaglia del Partito Democratico, ma che è condivisa da tutti i partiti in circoscrizione, la necessità di intervenire, pianificando gli interventi. Abbiamo chiesto all'assessore Babuder più volte di confrontarci su questo, riteniamo che un piano di adeguamento progressivo, non è che possiamo pensare che con la bacchetta magica si risolva tutto, infatti. Però una visione di programmazione ci vuole. Un esempio, in circoscrizione noi abbiamo approvato circa 2 anni fa una mozione in cui si chiedeva di attivare un percorso in sicurezza che collegasse Campo San Giacomo con Barriera e l'ospedale Maggiore. Attualmente, se voi fate questo percorso, vi accorgerete che se siete una persona che ha problemi di ambulazione o via dicendo, un ragazzino con una famiglia con bambini sul carrozzina, non è possibile arrivarci in sicurezza. No? Allora non ci vorrebbe molto per poter pianificare una cosa del genere, stiamo ancora aspettando che l'amministrazione comunale ci dia ascolto. C'è stato anche un ordine del giorno approvato, accolto dalla Giunta, e però non abbiamo ancora visto nulla, quindi la sensazione purtroppo è che su questi temi ci sia un po' la tendenza all'annuncio, ma non a intervenire in maniera efficace per migliorare la pedonabilità dei nostri quartieri, che significa, e concludo, un miglioramento della vivibilità e conseguentemente delle condizioni di vita di quelli che sono i quartieri più popolosi della città, più alta densità abitativa. Allora, abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno cara, Paolo qui. Paolo? Senta, buongiorno. Sì. Allora, brevemente, no? L'interesse, diciamo così, di ampliare la struttura della galleria, adesso non mi ricordo bene dove si trovano. Sì, può essere, diciamo così, positivo, solamente non faremo altro che ampliare, diciamo così, i dormitori all'aperto sotto la galleria, diciamo, per i migranti. È successo a Gorizia, succede nei sottopassaggi che vanno da un punto all'altro delle stazioni, per esempio a Udine. Come in Galleria Bombi a Gorizia, chiaro, sì. Esatto, sì, cioè, capito, è inutile che noi andiamo a cercare di migliorare un certo tipo di deambulazione quando prima o poi vanno a dormire gli migranti che già dormono sotto i parapetti o sotto diciamo così. Ecco, quello è, diciamo, un argomento che secondo me andrebbe approfondito sotto l'aspetto di ok, faccio e dopo cosa succede? Intanto, perché succederà così. Altra cosa, voglio puntualizzare, voglio, diciamo, sottolineare che penso che sia un pericolo il discorso della guerra adesso che si sta sviluppando tra gli induisti indiani e i musulmani pakistani, e noi qui in Italia, soprattutto anche in Friuli, abbiamo tante presenze di queste due diciamo civiltà, e andiamo a pensare che questa si creerà di nuovo un altro problema, perché quando si trovano nel centro migranti si accoltellano l'un con l'altro, se non si accoltellano per strada, per cui questo veramente è una cosa critica. Ultima cosa, poi chiudo. Cioè noi ci preoccupiamo, diciamo così, andiamo a fare le manifestazioni con pro-PAL, però rendiamoci conto che chi veramente muore sono gli ucraini,
che sono stati aggrediti, e non vedo bandiere di ucraini, non vedo gente che si è sfegatata contro quel tipo di situazione. E chiaramente abbiamo provato, Macron è andato da Putin, Scholz è andato da Putin, insomma andati tutti, però siamo fermi e andiamo veramente a manifestare per chi? Per il Propal. Il Propal è un discorso storico di 2000 anni di differenze tra un popolo e un altro. Gli egiziani erano coloro che avevano il controllo di Gaza, cioè, poi Gaza, lo sappiamo benissimo, è controllata da Hamas. La gente non vuole Hamas, la gente di Gaza non vuole Hamas, eppure questi sono lì, dittatori. E noi cosa facciamo? Andiamo contro gli israeliani? No, sbagliato. Dobbiamo andare contro chi? I palestinesi di Hamas. Chiaramente sono 50.000 che muoiono, ma in Ucraina quanti muoiono ogni giorno? E nessuno si va per le strade a manifestare per l'Ucraina, nessuno. Ecco, una riflessione di quando andiamo a fare le manifestazioni. Grazie, ecco, Paolo, grazie della telefonata. Allora, dice sarebbe positivo fare una galleria, cioè ripristinare in realtà, no? La galleria già esistente a quegli usi, però dice teme che diventi un dormitorio come è già successo in altre città. Beh, innanzitutto c'è il tema dormitorio, è evidente che torniamo sempre sulla stessa questione. L'accoglienza di coloro che si trovano in condizioni di disagio nel comune, nella nostra città, va garantita dall'amministrazione comunale, come un obbligo di legge, fra l'altro sarebbe. Ed è evidente che questo avviene in tutte le città, ci sono questi problemi di persone che non senza tetto, di qualunque provenienza, perché poi non è detto che siano sempre e comunque immigrati clandestini, e c'è la necessità di garantire un ricovero e un luogo dove dormire e il presidio degli ambienti pubblici per sicurezza, decoro è anche un aspetto che spetta alle autorità comunali e alle autorità di pubblica sicurezza. Credo che non possa essere un argomento per non riqualificare spazi urbani che attualmente sono abbandonati, quello del rischio che possa qualcuno andarci a dormire, oltretutto però ci vuole anche un po' di comprensione sulle persone che non hanno un tetto sulla testa, in qualche modo questo tetto lo vanno cercando. La seconda questione, no? La guerra, questo scontro, insomma, molto l'attualità tra India e Pakistan. Lo scontro fra India e Pakistan non è una novità. No. Accompagna la storia del mondo da quando l'impero coloniale britannico ha fatto un passo indietro, e noi sappiamo che la guerra fra Pakistan e India è scoppiata il giorno dopo che sono stati creati quei due stati, ed è una guerra, è un conflitto che accompagna la storia del mondo da quel tempo. Quindi periodicamente ci sono delle recrudescenze che noi speriamo, anche se purtroppo negli ultimi anni la diplomazia internazionale non ci ha fatto vedere grandissimi risultati, grandi successi, quindi possiamo essere un po' pessimisti, ma auspichiamo che la diplomazia internazionale in questo caso possa indurre alla ragione i due governi. Mio figlio ieri sera, quando parlavamo di questo, con una battuta un po' anche cinica, diceva: in questo caso forse c'è da sperare, perché Stati Uniti, Cina e Russia hanno detto le stesse cose. Non lo so se questo sarà un buon auspicio o un cattivo auspicio. Sicuramente lì l'appello è alla diplomazia internazionale. Non mi pare che in questi anni noi abbiamo avuto esempi di situazioni di conflitti fra pakistani, immigrati di origine pakistana e di origine indiana, che nel nostro paese, perché credo che quando vengono in Italia i loro problemi siano diversi rispetto a quelli che sono i conflitti etnici concentrati nell'area di confine fra questi due paesi. Una cosa completamente diversa, e devo dire un pochettino triste, è quella dell'ultimo ragionamento, perché non possiamo fare la classifica, no? Invasi di serie A e bombardati di serie B, no, dobbiamo preoccuparci dell'Ucraina invece che della Palestina. In Palestina sta avvenendo una cosa di una gravità estrema, scusatemi, nella striscia di Gaza. È stato sostanzialmente dichiarato dal governo di Israele che bisogna deportare la popolazione civile che si trova in quell'area. Questa è una cosa di una gravità assoluta, e credo che la gravità di questo debba essere riconosciuto da chiunque abbia un senso etico, un senso di rispetto umano.
E questo prescinde da quello che sta avvenendo contemporaneamente in Ucraina, dove c'è un conflitto, è stato espresso molto chiaramente da tutti, se c'è bisogno lo ridico anch'io oggi, che c'è stata un'aggressione militare dello Stato ucraino assolutamente inaccettabile, un'assoluta violazione del diritto internazionale, che va e che mi pare abbia avuto il sostegno forte di tutta l'Europa, anzi forse qualche volta c'è stato qualcuno che ha detto che questo sostegno è stato anche eccessivo rispetto alle nostre capacità poi di essere conseguenziali. Però voglio dire, nessuno mette in discussione che il diritto dell'Ucraina a difendersi e la gravità di quella che è stata l'aggressione messa in atto dalla Federazione Russa e dal presidente Putin. Ciò non toglie che questo non può distogliere la nostra attenzione su quello che sta avvenendo a Gaza, dove oltretutto la cosa grave è che si dice che si sta facendo una lotta contro il terrorismo, ma in realtà si stanno massacrando famiglie, donne, bambini, che non si può dare per scontato che siano automaticamente sostenitori dei terroristi di Hamas, anche perché sappiamo perfettamente che da tantissimi anni che non ci sono più elezioni irregolari nella striscia di Gaza, che il consenso di Hamas alla popolazione civile palestinese è sicuramente ridotto ai minimi termini, e non possiamo dimenticare che il motivo per cui si è radicalizzata la situazione politica in quell'area sono le condizioni di occupazione militare in cui la striscia di Gaza ha vissuto negli ultimi decenni, non giorni. Dobbiamo fermarci per l'ultima pausa pubblicitaria di questa mattinata, a fra pochissimo. Bentornati in diretta a 9:37 del mattino, sempre in compagnia di Carlo De Donato del Partito Democratico. Abbiamo subito una telefonata in arrivo, anzi era già in arrivo prima della pubblicità, quindi la sentiamo subito. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Gabriele della Gabriele, Barriera. buongiorno a lei. Bene, io questo voglio dire, Donato, a ver se ci mettiamo in forza per riuscire a sistemare questo. Noi in via Molino Vento, angolo Castaldi, abbiamo un segnale di pavimentazione dissestata da settembre dell'anno scorso, 24. Ancora è presente questo segnale senza che non siamo riusciti a fare nessun intervento in quella strada, no? Il comune non fa niente, Bavuder si adopera a mettere ringhiere nello skatepark, però non a soluzionare il tema delle strade con segnali che ha messo in settembre dell'anno scorso. E poi questo segnale dà disturbo ai pedoni, perché ovviamente su via Molino a Vento la strada è di 50 centimetri, il segnale non può stare lì, e agli automobilisti perché non si può mettere sulle strade, quindi la mettiamo su via Castaldi, che via Castaldi nessuno la vede, e il comune pensa che con queste cose lui può togliersi la responsabilità, che è veramente una negligenza, no? Per la sicurezza stradale. E questo segnale ha partorito un altro segnale dopo 9 mesi e adesso l'abbiamo nella banca, qui in Piazza Garibaldi, alla banca, segnalando un marciapiede dissestato, cosa che non si possono segnalare in marciapiede dissestato con segnale stradale. Io non so, Bavuder non pensa che deve fare interventi nella nostra circoscrizione, dove il flusso di automobili è più grande che a Varcola? Mi pare che questo è il nostro caso. Via Oriane è piena di buche, Largo Barriera lì nella zona del Despar anche piena di buche. Scusa, le strade sono dissestate. Grazie Gabriela. Allora Gabriela è molto attenta, no? Su quella zona in particolare, ci telefona spesso. Non credo di poter aggiungere nulla a quella che ha detto Gabriela. Tutto, mi pare che abbia fotografato la situazione in cui versa gran parte delle strade della quinta circoscrizione, e
la situazione in cui versano gran parte delle segnalazioni che vengono fatte dai cittadini, dai consiglieri di circoscrizione, molte volte su segnalazioni dei cittadini. E questo credo che sia proprio il tema vero. È evidente che la situazione è talmente degradata che, come dicevamo prima, nessuno può pensare che si possa risolvere tutto contemporaneamente. Certo. Ma cominciare a far vedere che si dà una risposta a questi problemi, soprattutto in aree ad alta frequentazione come sono Via del Molino a Vento, come Largo Barriera e credo che sia fondamentale. Su questo io continuo a dire, aspettiamo che l'assessore Babuder ci dica quello che ha pianificato di fare, anche perché noi sappiamo che negli stanziamenti del bilancio del comune ci sono molti stanziamenti che sono proprio mirati alla sistemazione dei marciapiedi, per questo tema. E quello che ci stupisce però è che non siano associati a un piano di azione, no? Cioè io dico, se ho N migliaia di euro per fare la sistemazione dei marciapiedi, mi aspetterei che a fianco a questa voce di bilancio ci sia una lista di interventi considerati prioritari. Questo noi non l'abbiamo mai visto, anzi abbiamo la sensazione che si vada un po' alla giornata, nel senso che oggi mi conviene fare un lavoro qui perché qualcuno me l'ha chiesto, gli faccio vedere che sono bravo e tempestivo, ma una pianificazione di quello che sono i bisogni dei cittadini non c'è. Noi come circoscrizione ci siamo dichiarati moltissime volte disponibili a questo confronto, anzi riteniamo che questo sia uno dei compiti che vada formalmente affidato alla circoscrizione, non solamente sulla carta. E infine sposo quello che ha dichiarato l'ascoltatrice per quanto riguarda le problematiche, e lo dicevo anche prima, della mobilità automobilistica nei nostri quartieri, perché sono esattamente quelle. E il fatto che noi finiamo con l'essere un quartiere altamente popolato, ma che di fatto è un quartiere di transito per flussi importanti di veicoli, sia un tema che vada affrontato in maniera strutturale e progettuale. E anche su questo aspettiamo che l'assessore Babuder ci dia delle risposte e anche magari ci consulti. Allora, il tema della viabilità è presente anche nelle mail che fra poco leggerò, ma c'è una telefonata. Pronto, buongiorno. Gianni che rompi le scatole. Gianni, buongiorno. Volevo essere solidale per la Triestina, salutare anche il signor Visintin che ha fatto quel bellissimo intervento riguardo la Triestina, che ai tempi si chiamava Forza Greghi, giusto per dire l'internazionalità della nostra città, che ha da insegnare tutto a tutti. Però non voglio entrare nell'agone politico perché non ho grande competenza e non voglio discutere con nessuno. Ecco, questo volevo dire. Ma siccome si parla di solidarietà, mi ricordo il terremoto del Friuli. Il terremoto del Friuli che ha telefonato qualche dun stamattina dicendo che hanno 50 anni e allora si deve fare qualcosa, e mi sembra che qualcosa si farà. L'altro ieri ho mandato nei mail proprio dicendo che erimo tutti fradei. Perché dicevo che erimo tutti fradei? Perché i miei amici, che dà alle persone povere che sono state terremotate, che dà il proprio appartamento de grado e de Lignano. Ecco la solidarietà, al di là di tutte le ciacole. Bisogna intervenire, perché è facile dire faccio questo, faccio quell'altro, metto questo, ma bisogna essere in prima persona a dare l'aiuto. E con questo penso che ho finito. Anche mi sono della quinta circoscrizione, stavo nella ciclabile e qualche volta, ma non adesso più, andare perché non ho gli anni, oltre 90, e come guardo in specie li vedo tutti purtroppo con tanti segni, ma noi che avevamo la Vardi, parlo della quinta circoscrizione, non si poteva assolutamente lagnare del verde, di tante robe. E quei busi in mia contrada sono una vecchia canzone triestina che conta la storia di questa. Sempre era busi in mia contrada,
mica sono nato a San Luigi, me li ricordo che era e adesso sarà ancora, e se è giusto aggiustarli per l'amor del cielo. Ma volevo dire che noi abbiamo un grande polmone verde che è la ciclabile e la casa su de Sartorio, e la villa Sartorio, e dopo che abbiamo il giardino fra le case, dopo che abbiamo il piazzale, dopo che abbiamo alla Maddalena un giardino a scalare che va fino alla galleria. Allora di questo punto non possiamo lagnarsi, del resto se potremo lagnare. Se può lagnarsi. Grazie Gianni. Solo ancora una roba, sempre se posso, voglio dire, quando nella sua circoscrizione a Villa Sartorio dica un'occhiata al gazebo, che c'è grande storia. Il gazebo di tutta Villa da Sartorio. imparare. Va bene, grazie Gianni del suggerimento, grazie anche Gianni, molto attento a tutte le vite e anche la storia della ringrazio città. per quello che ci ha detto, che ha condiviso l'idea che infatti che i tifosi della Triestina tifavano per i greghi, non me lo ricordo perché quando andavo al liceo anche io ero abbonato alla Triestina, ricordo questo, ed era veramente il simbolo della storia di Trieste, che è una città, un vettore di integrazione, di culture che si sono radicate qui e hanno fatto la storia della nostra città. Credo che sicuramente lo sport sia stato sempre un elemento di incontro e non di scontro, almeno così dovrebbe essere. Purtroppo da qualche anno a questa parte anche questa cosa si sta modificando in maniera non positiva. Per quanto riguarda gli aspetti che riguardanti la nostra circoscrizione, che rappresentava Gianni, mi pare, no? Io mi permetto di dire che sì, è vero che se noi andiamo a guardare i dati sembrerebbe che la quinta circoscrizione abbia verde, però in realtà se noi andiamo a vedere, come sempre avviene, c'è la parte, ci sono le parti urbanizzate che non hanno verde, non hanno alberi. Quei pochi alberi che ci sono, qualche giorno fa è stato abbattuto un albero a Piazza Garibaldi, l'amministrazione comunale sostiene che sia stato fatto per motivi di sicurezza, perché l'albero era a rischio caduta. Io non ho motivo per mettere in dubbio queste affermazioni, però io quello che mi aspetterei è che, considerando la necessità che anche su questo mi aspetto dall'assessore competente una pianificazione per ripristinare o mettere verde dove manca. Chiaro. E per quanto riguarda invece il verde che c'è, ma che è abbastanza marginale rispetto ai luoghi di vita dei cittadini di Barriere San Giacomo, io credo che si debba fare degli interventi importanti, la manutenzione dei giardini. C'è un tema della disinfestazione che in questo momento, in questa stagione dell'anno è importante e che ci sembra sia in ritardo, ma aspettiamo di vedere quando si verrà. C'è il tema della manutenzione appunto anche di Villa Sartorio, noi abbiamo lì la sede della circoscrizione, come sappiamo bene. Io personalmente ho fatto una segnalazione anni fa perché c'era il degrado dei giochi per i bambini, quelli sembrerebbero essere stati sistemati, ma in realtà è come è gestita quella villa che non ne fa sicuramente un luogo attrattivo per le popolazioni, oltretutto è molto decentrata rispetto ai centri residenziali. Ultimo argomento trattato da Gianni che io condivido è il tema della valorizzazione della cultura. Il discorso sarebbe della pista ciclabile, il discorso sarebbe molto lungo, faccio però semplicemente un esempio. La ciclabile molte volte quando fa buio è considerata un punto invece di insicurezza, perché sarebbe ad esempio la valutazione di una illuminazione della pista ciclopedonale, perché è una pista ciclopedonale, quindi l'idea di introdurre un sistema di illuminazione che non sia invasivo sotto il punto, perché di illuminazione ne abbiamo anche troppa, l'inquinamento luminoso purtroppo è una delle piaghe endemiche delle nostre città, però probabilmente una illuminazione adeguata della ciclopedonale la renderebbe uno spazio verde utilizzabile in una fascia oraria maggiore e ridurrebbe la preoccupazione per molte delle famiglie che abitano nelle case limitrofe rispetto agli aspetti della sicurezza di un ambiente che comunque
è un valore per la nostra città. Per la città tutta, è vero. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei e il suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Due idee che volevo proporre per sapere se potrebbero essere portate avanti dalle circoscrizioni. La prima è l'incrocio Brigata Casale, strada di Fiume, che è un incrocio pericolosissimo, è un incrocio stranissimo, e dà poca visibilità, e in più c'è il passaggio sempre dei bus e quindi lì le macchine che arrivano dalla Brigata Casale sono sempre a velocità sostenuta, quindi sarebbe un incrocio da sistemare in qualche modo, mio avviso, con un bel semaforo che sarebbe la cosa definitiva. L'altro argomento è cosa ne pensano di un discorso di rendere pubblico e gratuito il trasporto urbano, come è già stato fatto in alcune altre città italiane, in modo di distribuire il costo sulle tasse comunali relative. E questo praticamente inciderebbe in maniera sostanziale sul traffico, e sicuramente le persone si orienterebbero all'uso dei mezzi pubblici. Grazie e buongiorno. Grazie Gino, buona giornata. Allora, innanzitutto mi faccio carico della segnalazione e vedrò di fare un approfondimento e poi di proseguire eventualmente delle richieste all'amministrazione competente. Per quanto riguarda il tema del trasporto pubblico a Trieste, è un tema estremamente importante, anche qui che richiede una pianificazione attenta, perché è vero che Trieste si porta dietro la fama di città che ha un trasporto pubblico efficiente, però questa fama comincia a essere un pochettino messa in discussione da alcuni elementi di criticità, che vanno al di là del fatto che anche la puntualità delle linee, soprattutto quelle che riguardano i nostri rioni, sta cominciando a essere un pochettino zoppicante. Non più tardi di 2 giorni fa aspettavo l'autobus alla fermata, quella delle Torri per intendersi, e l'autobus semplicemente non è passato. C'era l'avviso che mi diceva che a quell'ora doveva passare, ma non c'è stato il passaggio. Quando si parla di linee notturne diventa un problema. Diventa parecchio un problema. Allora, infatti. Qual è la questione di fondo? Sicuramente l'iniziativa che propone l'ascoltatore sarebbe un'iniziativa importante, se non corresse il rischio di intasare ulteriormente le corse dei trasporti in quelle ore, perché in realtà noi sappiamo che Trieste nelle ore di punta le carrozze, insomma gli autobus, in molti casi sono già piuttosto piene di viaggiatori. Quindi il rischio che noi correremmo sarebbe quello se non accompagnassimo un provvedimento di quel genere anche a una rivisitazione della rete, a un incremento delle capacità di trasporto nelle orarie in cui si muove il traffico automobilistico, rischieremmo di avere un danno sotto il punto di vista erariale senza avere un vantaggio sotto il punto di vista della riduzione del traffico. Sono interventi sicuramente qualificanti, per questo non è un caso che l'ascoltatore giustamente diceva sono provvedimenti che in molte realtà sono stati intrapresi, perché potrebbero aiutare di spostare traffico automobilistico, quindi dal trasporto privato al trasporto pubblico, ma bisogna che prima si pianifichi un adeguamento del trasporto pubblico per fare fronte alle ulteriori esigenze. E questo temo che nella situazione attuale del trasporto pubblico triestino su quelle linee, in quegli orari, potrebbe non essere così facile. Così semplice. Allora, Renata ci scrive, non potrebbe il comune, dato che viene sbandierato ai 420, sia un comune ricco, accollarsi il costo dei biglietti? La stessa cosa che chiedeva Gino, degli autobus per tutti i cittadini, almeno nei giorni caldi, come concerti, eventi, ponti festivi e navi da crociera, così da invogliare il triestino automunito a lasciare a casa il mezzo. Questo ritiene appunto la signora Renata. Vale quello che si è detto finora. Quello che si diceva adesso proprio. È una buona idea, ma che non può essere enucleata da un piano di interventi più complessivo.
E poi invece Rossana ci scrive: buongiorno, volevo segnalare la pericolosità della strada del Friuli in prossimità del numero 122 dove è stato posizionato il semaforo. Rimane di fatto impossibile andare a piedi, cosa indispensabile visto che sono state tolte alcune fermate del bus, anche qui in tema di viabilità. Sì. Non è la circoscrizione quinta, però insomma sì, un pezzo di strada credo sia la del terza, Friuli, no? Sì, poi dipende da che altezza, però quello è vero, tutta quella cosa, sì, strada di Friuli, pensavo che avesse detto strada di Fiume. Non strada del Friuli. Strada del Friuli. Comunque purtroppo è vero, ci sono alcune di queste strade importanti che sono di comunicazione con la periferia della città, che hanno, dove sono molto ben curata la parte viabilità automobilistica e non è assolutamente curata la parte pedonabilità. Non voglio invadere le competenze dei colleghi di altre circoscrizioni, ma posso dire che appunto io avevo interpretato le cose con non strada del Friuli ma strada di Fiume. In strada di Fiume i marciapiedi in molti casi sono praticamente non percorribili. Ci sono dei tratti in cui io, avendo le spalle un po' larghe, ho difficoltà a camminare sul marciapiede e siccome la utilizzo per andare in circoscrizione a piedi, cosa che faccio spesso, posso garantire che gli interventi su queste arterie a tutela della sicurezza dei pedoni sono diciamo in forte ritardo. Allora, c'è un'altra telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, scusate, io devo correggermi, sono Gabriella dell'Argo Barriera. La segnalazione che avevo fatto per il segnale della banca è sparita, quindi io avevo fatto una segnalazione per un disservizio al Comune di Trieste dicendo questo che avevo detto in TV e sembra che si sono resi conto e le hanno tolte. E il marciapiede si continua uguale, dissestato, ma il segnale è sparito. Però non c'è più il segnale. Grazie della correzione. E chiedo a tutti che facciano le segnalizzazioni nel comune, così vi fanno responsabili delle cose che non funzionano. Ecco, Grazie. segnalate quando c'è un disservizio, qualche problema come quello che ha segnalato la signora Gabriella. Grazie per la precisazione. Anastasia Doglia della quarta circoscrizione ci scrive: buongiorno, non mi è piaciuto l'intervento della signora Gabriella, quello precedente immagino, non che abbia torto, però ci sono anche le circoscrizioni, non si può solo additare il consigliere Babuder, l'assessore in realtà. In circoscrizione si fanno le mozioni e le interrogazioni, noi in quarta ne facciamo tante e vanno a buon fine. Il consigliere lì presente può scrivere una mozione oppure un'interrogazione all'interno della circoscrizione, no? Forse l'ascoltatrice non ha ascoltato del tutto quello che abbiamo detto. Su questi temi noi abbiamo fatto mozioni, segnalazioni ripetutamente. Abbiamo anche chiesto all'assessore Babuder di venire da noi a parlarne. Non siamo ancora riusciti ad ottenere risposta. Il vero problema è proprio qui. La quarta circoscrizione è il centro di Trieste ed è quella a cui storicamente si dedica maggiore attenzione. Per cui ci sono, e potrei fare l'elenco, ma adesso è inutile entrare in polemiche spicciole, di marciapiedi in quarta circoscrizione che sono stati rifatti 4 volte da quando c'è questa consigliatura e tanti marciapiedi della quinta circoscrizione che avrebbero bisogno di interventi non da ieri ma da 5 anni fa, dove invece non è avvenuto ancora nulla. Non è stato fatto. Quindi, questo. Allora, vediamo se riusciamo a sentire l'ultima telefonata perché siamo davvero in chiusura. Buongiorno, chi è in linea con noi? No. Buongiorno, sì. Sono Alessandra e volevo intervenire per quanto riguarda il turismo, quelle cose insomma che stiamo parlando già da tempo, no? Sì. E io non riesco a capire perché non hanno pensato, dato che insomma Trieste è anche una città piccola, non è Roma, stiamo parlando come metrature, nel senso, no? E allora pensavo, dato che insomma arrivano i pullman, l'intasamento sulle rive, tutta questa cosa qui, non hanno pensato di fare i parcheggi, dato che c'è un'enormità di metri quadri. Siamo in chiusura, signora Alessandra. Porto Vecchio. In Porto Vecchio.
Allora, questo tema è stato già anche dibattuto, insomma, in passato, lo rimando ad un'altra puntata di Sveglia Trieste perché purtroppo siamo in chiusura. Io ringrazio il nostro ospite Carlo De Donato per essere stato con noi e lo invito a tornare a trovarci presto. Certamente, anche perché questo tema credo un tema su cui sarebbero tante cose da dire. Assolutamente. Allora, grazie agli ascoltatori. Alessandra, ringraziamo tutti quanti coloro che ci hanno seguito e vi diamo appuntamento domani mattina. Grazie a tutti e buona e arrivederci. giornata. Grazie.